Torniamo in diretta, buonasera e ben ritrovati ancora in questa lunghissima diretta ininterrotta di Antenna 3. Continueremo anche questa sera fino almeno alle 23. Io volevo ringraziare sin da subito la squadra del nostro gruppo Media Nord-Est, che è straordinaria, che in questi giorni è riuscita a garantirvi, nonostante tutto, nonostante delle difficoltà oggettive che oggi avete visto ancora una volta nel collegarsi, nel riuscire a parlare con i nostri inviati, tra poco saranno a Belluno per potervi raccontare in diretta gli ultimi sviluppi insieme all'assessore Bottacin, che è a Belluno, insieme al presidente della provincia Roberto Padrin, che è a Belluno. Sono al centro di coordinamento dei soccorsi e quindi continueranno anche ancora una volta per tutta la notte a seguire gli sviluppi degli interventi nelle tante frazioni isolate. Ecco, sono giorni terrificanti per la nostra regione, come sapete colpita come da un bombardamento. Abbiamo tantissimi servizi che rivedremo insieme, molte altre telefonate per aggiornarsi in diretta perché ci si possa aggiornare tutti insieme e capire qual è la condizione. Stiamo tentando ancora una volta di parlare con il sindaco di Roccapietore, come sapete impossibile con lui, ma vediamo se poi riusciamo a riproporvi quell'audio che è anche toccante, quel suo messaggio. È pieno di messaggi e condivisioni su Facebook, anche di chi dice che le televisioni non sono al fianco della popolazione. Non concentratevi sulle nazionali, non ci aspettiamo nulla di diverso da quello che abbiamo visto anche nel 2010. C'è una sorta di provincialismo da parte di altri organi anche, lo sapete, insomma, siamo stati in grado di dare un premio giornalistico nel 2010 a una televisione nazionale che è arrivata 7 giorni dopo l'alluvione e aveva un attacco del pezzo che diceva a 7 giorni dal dramma dell'alluvione. Noi siamo sempre stati in diretta con le nostre televisioni e con dei colleghi straordinari che hanno dedicato intere giornate, così come è stato fatto adesso, per cercare di informarvi al meglio. Non ci riusciamo in maniera eccellente, ve lo possiamo dire subito, ci sono dei momenti di silenzio, ci sono delle difficoltà tecniche, ma quello che riusciamo a fare lo stiamo facendo insieme ed è un meraviglioso lavoro di collaborazione. Per esempio adesso vi facciamo vedere un'altra cosa che Luigi Zanvit ci ha segnalato e vediamo se proviamo a farlo appunto come sempre attraverso i social, che sono spesso l'unico collegamento quando un po' di rete c'è. La zona, fatemi ricordare solo qualche istante perché non si sbagli di che cosa si tratta, perché ce l'ho segnalato attraverso appunto Facebook, inviandoci anche delle fotografie, tra poco ve le facciamo vedere, di un dramma che il Veneto sta vivendo e che, vi ricordo ancora una volta, è costato la vita a 3 persone. Adesso ecco qua, Luigi ci scrive Roccapietore, 1500 metri sopra il livello del mare. Eccole qua le foto, Tony mi aiuti, le facciamo vedere appunto da Facebook, dove sapete anche per esempio a Sappada abbiamo sentito il sindaco nel corso della serata e diceva almeno 20 case scoperchiate, sono riusciti in queste ore a ricoprirle con dei teli. Questa è Roccapietore, una delle frazioni, un po' più in su ancora. Prima di vedere i commenti, no, torniamo indietro, eccolo qua, vediamo se ci riesco, ecco qua ancora le foto, guardate questa, la vedete molto bene, questa casa, l'effetto del vento si è detto arrivato a quasi 200 km/h, guardate qui, come potete pensare non può resistere un tetto di questo tipo. Ovviamente non si può neanche pensare che arrivi una bufera di questo genere, una potenza quasi di un tornado di livello 4 si è detto, no? In questi giorni, e questa è la devastazione nella nostra montagna. In queste fotografie che
ci ha inviato Luigi come segnalazione e ringraziamo davvero ancora, eccolo qua, parte della copertura del tetto, è molto ben visibile a sinistra, la vedete anche quella che era una finestra, immaginiamo della parte superiore di questa abitazione. Vediamo se ora vediamo ancora altri scatti, eccoli qua, in alto a sinistra vedete un po' della copertura staccata, sradicata, così come della casa di fronte. Anche qui sulla sinistra è volato un pezzo della copertura, eccola qui, un altro scatto, e qui un'altra casa, un'altra abitazione, questa a Rocca Pietore, dove tra l'altro un po' la intravedete sull'erba, è arrivata la neve e anche questo complica un po', ma soprattutto lascia intendere come comunque le temperature che in questo periodo, lo diceva anche il sindaco Massaro, sindaco di Belluno in diretta questa sera con noi, questo pomeriggio, è un poco sopra lo zero, e ovviamente con l'arrivo del freddo ulteriore e della mancanza di riscaldamento, perché manca la luce, ancora 9.600 utenze nel bellunese in particolar modo, complica tutto. Eccola la montagna, la vedete innevata? Eccola qua, davanti un tetto fortemente danneggiato sul quale è stata posata questo telo, e dietro la neve che è arrivata. Guardate qui come è stata sradicata e strappata la copertura di questa abitazione. Penso siano finite le foto, per le quali no, ancora no, sono tantissime. Ringraziamo Luigi, vi ricordo ancora che questa ecco, questa è Rocca Pietore, in queste condizioni, scorriamo molto velocemente, ma insomma qui la situazione è ben chiara, guardate queste immagini. Allora, siamo in collegamento, vi ricordo le novità di oggi importanti, con un'attesa ancora per la giornata di domani, che alle 10:45 vedrà l'arrivo del capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli, sarà all'aeroporto di Belluno insieme al governatore Luca Zaia e all'assessore Bottaccin. Seguiremo in diretta ancora anche domani mattina a partire dalle 10:30. Altra notizia molto importante è quella che vedete qui ancora stasera. Da oggi pomeriggio, di fatto in diretta, vi abbiamo proposto la notizia con l'apertura del conto corrente ad opera della Regione, quindi ricordatevi che quello è l'Iban, fatelo girare. Buonasera al professore Luigi Dalpaus. Buonasera a lei. Professore, grazie per essere con noi questa sera. Ma volevamo fare un po' il punto dopo alcuni giorni, perché io non so se lei ha avuto modo anche di seguire le lunghissime dirette, abbiamo avuto un confronto anche con Bottaccin l'altra sera, e tutti, così come Luca Zaia, la citano sempre, ricordando anche quel piano da 3,2 miliardi che sarebbe necessario mettere in campo per la nostra regione e per la sicurezza idraulica. Senta, quella macchina ha funzionato perfettamente? Parlo quella che fa capo all'emergenza fiumi, mettiamola così. Ma mi sembra che questa volta ci si sia preparati al meglio per fronteggiare un evento che poi fortunatamente non è stato così grave come si poteva pensare sulla base delle previsioni meteorologiche. Io credo che conoscere può aiutare ad affrontare meglio anche le situazioni di emergenza, e soprattutto conoscere può aiutare a predisporre quei programmi e quegli interventi che servono per mitigare le situazioni che ancora purtroppo si verificano. Questo io le volevo chiedere una cosa che è forse un po' più dietro le quinte rispetto ad altre. L'altra sera Bottaccin ci ha detto: non dormivo da giorni, figuratevi nel momento in cui abbiamo visto che Busche rilasciava 2600 metri cubi al secondo, e quindi poi significa per i fiumi della nostra pianura l'arrivo di una valanga d'acqua di fatto. Fino a che punto poteva tenere il Piave? Diciamo che fino a Nervesa potrebbe convogliare senza problemi, li ha convogliati nel 66 quasi 5.000 metri cubi secondo. Poi a valle di Nervesa incominciano i problemi che si manifestano già verso
la fine della provincia di Treviso ai limiti del confine con la provincia di Venezia, un'area che è stata sempre storicamente interessata dai fenomeni alluvionali. A Valle di Ponte di Piave poi i problemi più gravi, perché a Valle di Ponte di Piave io penso, almeno secondo molte valutazioni che si sono fatte negli anni passati, non possono passare più di 3.000 metri cubi secondo. Così è stato nel 66, quando le portate che arrivavano da Nervesa sfioravano appunto i 5.000 metri cubi secondo e il Piave è esondato. Certo. Questa volta si sono stimati 2.500-2.600 metri cubi secondo a Busche, a valle, se valgono i calcoli che sono stati fatti, queste portate devono essere contenute. Mi sembra che così sia stato. Però 2.500-2.600 metri cubi secondo sono una portata importante, molto vicina a quella che si è verificata nel settembre del 1965, ma anche molto lontana rispetto a quella che fu stimata per la piena del novembre 1966. Quindi diciamo che è stato un bel segnale secondo me, perché si vada decisamente verso interventi che possono dare maggiore tranquillità a chi vive in adiacenza al Piave in pianura. Ecco, questo infatti è importante, è un appello ribadito anche nei giorni scorsi da Zaia e Bottacin stessi. Senta, professore, in montagna non sappiamo se domandare cosa non ha funzionato. Insomma, adesso, considerato i numeri impressionanti anche di precipitazioni, ma ora abbiamo letto e sentito anche dalla viva voce di molti sindaci come ci siano anche opere idrauliche danneggiate in quelle zone. Cosa è mancato là, se secondo lei è mancato qualcosa, e cosa bisogna fare? In montagna i problemi sono molto più complessi e dipendono da una serie di fattori che non riguardano soltanto le aste torrentizie, riguardano anche l'abbandono del territorio montano da parte di chi un tempo si dedicava a quelle attività agricole e forestali che garantivano il controllo dei piccoli fatti locali e il rimedio di questi piccoli fatti. Poi in montagna la situazione ovviamente è molto complessa per la natura stessa della montagna, e il fatto che poi ci siano state queste situazioni determinate ovviamente dalle precipitazioni che le hanno favorite, ma soprattutto dal fatto che i versanti, molto spesso i versanti delle nostre valli si trovano in condizioni che sono prossime all'instabilità, lì c'è poco da fare. Certo che non si può accettare che la difesa di una strada, un muro di sostegno di una strada che è lambito dall'acqua, possa poi essere staccato. Questo evidentemente è un problema ingegneristico, bisognava guardare con maggiore attenzione a queste fondazioni per dare garanzia a queste opere. Poi in montagna, nella situazione in cui ci troviamo, io penso che sia necessario realizzare una serie di interventi importanti, di interventi strutturali importanti, di opere cardine che mettano in sicurezza gli abitati che stanno a valle. La popolazione della montagna si è concentrata fondamentalmente sui fondovalle, e questi fondovalle devono essere evidentemente messi in condizioni di reggere le situazioni critiche come quelle che si sono presentate in questi giorni. Certo, infatti, quindi secondo lei, professore, qual è l'insegnamento che dobbiamo trarre da quest'ultima alluvione? Le opere adesso un po' più in su, il Piave senz'altro per il quale bisogna costruire, realizzare prima possibile la vasca? No, in montagna non è mai un problema di contenimento delle portate liquide, che invece è il vero problema della pianura. Certo. In montagna il problema è quello
ovviamente del contenimento delle portate liquide, ma se fosse solo acqua quella che corre non sarebbe un grande problema. Invece ci sono enormi massi anche qui. Purtroppo si accompagna all'acqua una grande quantità di materiale solido, si accompagnano fenomeni di sbarramento temporaneo e quindi poi per il cedimento rapido di questi sbarramenti onde improvvise, onde impulsive, si accompagnano fenomeni di trasporto di materiale galleggiante in misura impensabile, e tutto questo mette in crisi anche il sistema idrografico della montagna, e perciò quello che si dovrebbe fare è neutralizzare questi fenomeni, regimare il trasporto solido da una parte, controllare che i boschi, per quanto riguarda questi problemi, siano a loro volta mantenuti in condizioni soddisfacenti. Io sono bellunese, guardo la situazione attorno al paesetto in cui io abito e vedo che la vegetazione arborea cresce in misura incredibile, ma disordinatamente, e questo non è sicuramente un fatto positivo. Nostro nonno sapeva fare molto meglio, perché curava i prati, li sfalciava, curava i boschi. Oggi tutto questo non avviene più. Certo, quindi secondo me non ci dobbiamo neanche stupire se purtroppo oggi centinaia di migliaia di alberi sono stati cancellati dai nostri orizzonti, diciamo, a tutte le latitudini più o meno. Cancellati anche perché c'è stato un episodio, c'è stato un vento terribile che ha raggiunto velocità forse mai raggiunte prima, e questo è evidentemente un fatto difficile da fronteggiare. Peraltro, se noi avessimo più cura del nostro territorio, peraltro se i montanari fossero aiutati a restare radicati sul territorio dove sono nati e non costretti ad abbandonarlo, perché certo, sono costretti a vivere in condizioni di fatica disumana, secondo me. Quelli che ancora vivono in montagna in quota sono degli eroi della nostra società. Professore, l'ultimo, ma davvero un flash, continuerà a piovere, no? Abbiamo visto nei prossimi giorni, domani una mezza giornata almeno di acqua ancora, forse una tregua domenica, poi lunedì, martedì, mercoledì, insomma ancora pioggia. Che cosa significa per quei terreni così provati? Non significa che ci troviamo in una situazione certamente non favorevole, quindi siamo in una condizione per cui la pioggia che cade di fatto poi si trasforma in portata. Speriamo che non ne cada tanta, speriamo che la pioggia che ci sarà sia di intensità moderata e che si riesca a superare questa situazione. Peraltro volevo ricordare una faccenda. Nel 1882, nel settembre del 1882, il Piave ebbe una piena che fu definita memorabile e che alcuni considerano confrontabile con quella del 66. Ebbene, nelle cronache a Gordine si riporta che piove per 40 giorni consecutivi. Allora, quanto sia piovuto non lo sappiamo, però il fatto che ci siano situazioni in cui le piogge persistono in modo prolungato sul territorio montano è un fatto che è accaduto anche nel passato. Professore, in effetti ne approfitto davvero, le chiedo scusa, ma per un ultimo flash, ora dobbiamo guardare al Po anche, che cresce nei livelli nelle ultime ore? Sì, ma penso che di solito le piene del Po sono determinate da una concomitanza che vede contributi importanti provenire dal Piemonte, dalla Lombardia e anche dall'Appennino. Probabilmente queste tre aree non stanno in questo momento contribuendo in modo drammatico. D'altra parte nel basso corso del fiume, nel Polesine nello specifico, che interessa anche
la nostra regione, dopo la famosa piena del 1951 e quelle che poi si sono succedute, molti lavori sono stati fatti e la condizione è sicuramente stata migliorata in misura consistente e si è data sicurezza a quell'area che era prima estremamente vulnerabile, superando anche le conseguenze negative della subsidenza, che è stato un dramma per tutta l'area del Polesine. Sì. Grazie davvero professor Luigi Dal Paus, grazie, buona serata. Voi, grazie. Buona serata, ci fermiamo pochi istanti e poi ancora l'aggiornamento in diretta, vi aspettiamo. Torniamo in diretta all'edizione straordinaria dei nostri telegiornali ancora per tutta la sera fino alle 11 almeno, per continuare a seguire quello che succede soprattutto nella montagna bellunese. Rivedremo i servizi, ancora novità, aggiornamenti, collegamenti in diretta e le telefonate con gli ospiti. Intanto saluto e ringrazio da Bruxelles Tara Riva. Tara, ciao! Ciao, buonasera. Ciao, allora si domanderanno i nostri telespettatori perché ci colleghiamo con Bruxelles, ce lo spieghi tu? Sì, certo, io abito a Bruxelles ma ho la mia mamma che vive ad Alleghe, Nili Riva, e ha la casa di fianco al torrente Zunaia che ha esondato e ha allagato il piano terra quasi completamente. E chiaramente anche il livello del lago di Alleghe poi si è alzato e ha creato dei danni che sono visibili a tutti sulle foto, sui social e su internet purtroppo. Tra l'altro tu ci hai contattato, vediamo le immagini, perché appunto dicevi siamo gli unici che parlano di tutto quel che sta accadendo minuto per minuto e avevi voglia di raccontare anche quello che appunto ha vissuto e sta vivendo la mamma. Ci hai dato il numero di telefono di mamma che vive appunto, lo ricordiamo, ad Alleghe, perché fortunatamente finalmente ieri si erano riattivate le linee telefoniche fisse, ovviamente non il cellulare. Noi abbiamo provato ieri sera, abbiamo provato oggi, niente da fare proprio perché ancora evidentemente è isolata. Quando voi vi siete sentite, cosa ti ha raccontato? Io e mia mamma ci siamo sentite, mi ha raccontato di giorni drammatici con il piano terra allagato e appunto confermo che oggi le linee fisse, perlomeno quella a casa di mia mamma, non erano più funzionanti, quindi purtroppo è un problema che ho riscontrato anch'io nella comunicazione con lei. Mi ha descritto di un paese isolato, sostanzialmente i primi giorni non c'era nessuno al di fuori del paese che fosse venuto ad aiutare, cioè sostanzialmente era la popolazione autoctona a cercare di darsi una mano. C'è stata una grande solidarietà, tutti quanti che hanno tolto il cibo dal congelatore per aiutarsi a vicenda, per darsi a mangiare, tutti che pulivano gli uni le case degli altri, quindi c'è stata tanta solidarietà, ma anche tanto isolamento. Io non sono riuscita ad avere notizie di mia mamma se non fosse stato per voi, di sapere perlomeno quali fossero le vittime, se la mia casa esistesse ancora, e per i gruppi sui social. Cioè tu hai quindi dovuto ascoltare di fatto dalla televisione Antena 3 i nomi delle vittime per stare tranquilla, sì, diciamo. Ho capito bene quello che io ero in costante contatto con la televisione, con la protezione civile, che chiaramente non poteva rilasciare più di un tot di informazioni anche perché non ne avevano neanche tante loro, quindi sostanzialmente non sapevo per giorni quale fosse la situazione di mia madre, totalmente isolata, e così come me tantissimi altri ragazzi all'estero o fuori comunque dall'area, e con loro siamo riusciti a creare dei gruppi, a cercare di informarsi un po' col passaparola e capire cosa stesse succedendo. Ricordo che una mia amica Ilaria ha saputo che il tetto di casa di suo nonno è stato scoperchiato su questi gruppi qui tramite il passaparola, altrimenti non l'avrebbe mai saputo da suo padre, che è riuscita a contattare giorni dopo. Pensa a te, ed è sintomatico il fatto che dobbiamo parlare con te a Bruxelles, che è più facile che sentire qualcuno nelle zone colpite, no? Quindi immagina anche che cosa è significato collegarsi in diretta, riuscire a raccontare, mostrare. Io adesso vedo che tu hai condiviso altre foto, poi
ne vedo da Promozione Bellune Provincia, che è un altro gruppo Facebook, qualche televisione nazionale finalmente si è resa conto di quello che sta succedendo. Ecco, qui è Lozzo, dove è stata per l'intera giornata di oggi la nostra inviata Tiziana Bolognani, con la quale ci collegheremo tra poco. Tara, torno a dirti, che cosa ti ha raccontato mamma quei pochi minuti, insomma, alla fine, quando siete riuscite a sentirvi? Aveva mai visto una cosa del genere? Ci sono comunque i volontari di protezione civile, qualcuno che li accudisce? Allora, la testimonianza di mia mamma, che ripeto è la sua testimonianza di persona che parla, è più isolata di noi, cioè ha meno informazioni di noi sostanzialmente. Certo, non è che l'energia elettrica non possono vedere le televisioni, per intenderci. Quindi. Esattamente, loro non sapeva per esempio che non poteva bere l'acqua del rubinetto, è stata male, perché chiaramente l'informazione circolava sui social, ma ha bevuto l'acqua di rubinetto e ha avuto problemi di stomaco. Quindi questa è un'informazione che loro non avevano, proprio perché erano isolati. Sono passati dei militari, ma non si sono fermati nel paese. Si diceva che stessero andando a Rocca dopo l'intervento di Zaia con le foto e i video dall'elicottero, insomma. Sì. Soltanto dopo quello, cioè dopo la notte drammatica tra lunedì e martedì sera. Quindi diciamo che è stato quello il momento in cui loro avevano più bisogno di aiuto, ma erano totalmente isolati. Non ha mai visto una cosa del genere lei. Si paragona spesso questi eventi all'alluvione del 66, se non mi sbaglio, ma sì. Alcuni dicono che nell'Alto Gordino i danni siano stati peggiori, quindi sì. queste sono le voci che circolano. E soprattutto per i generatori c'erano sempre questi falsi allarmismi, nel senso che si diceva stanno giungendo i generatori, sono arrivati i generatori, però poi sembrava che non ci fosse coordinamento e poi alla fine l'elettricità, l'energia elettrica sono riusciti ad averla alcuni, pochi oggi. Sì, è vero. Questo è verissimo, d'altronde abbiamo visto anche, appunto, e l'abbiamo documentato, gli elicotteri. I generatori li si è dovuti trasportare con gli elicotteri perché non c'era altro modo e ora comunque il gasolio lo devono avere per poter garantire l'energia elettrica. Sono ancora 9.600 le utenze, l'abbiamo detto questa sera, staccate nell'area del Bellunese. Tara, grazie, dovessero esserci novità da parte della mamma, noi continueremo a cercare di contattarla, insomma, ad Alleghe, per vedere e sentire raccontare da lei. Ci ha detto una cosa anche molto forte, ovviamente era senza informazioni, ne aveva meno di te addirittura, che sei a Bruxelles, non poteva seguire le televisioni e purtroppo ha bevuto l'acqua e questo le ha garantito qualche disturbo. Grazie Tara. Infatti, grazie mille a voi, grazie. Grazie a te. Vi faccio vedere un'altra foto sempre che gira sui social, questa invece è Arab. E anche qui si vedono gli effetti di una frana, di fatto di uno smottamento molto grave. Altre foto che ci segnalano sempre attraverso la pagina Facebook di Antena 3. Citava poco fa Tara da Bruxelles, preoccupata per la mamma che vive ad Alleghe ed è isolata. Quel video dall'alto, quindi il sorvolo in elicottero da parte di Luca Zaia delle zone più colpite e poi il sopralluogo con il sindaco di Roccapietro. Vi facciamo risentire quell'audio perché è davvero molto forte, quell'appello del sindaco di Roccapietro che abbiamo continuato a cercare di contattare, ma purtroppo non abbiamo risposte, proprio perché vi abbiamo raccontato più volte come sia costretto a girare a malapena con una radio appesa al collo per tutto il suo comune, per riuscire a coordinare anche gli interventi, i soccorsi, ma quel suo cellulare non prende, non c'è nessuna struttura fissa, almeno quello che risulta ancora a noi in queste ore, per l'intervento di protezione civile, per i soccorsi. È lui che gira e risponde a tutte le emergenze, controllando metro dopo metro il suo comune, e quindi al cellulare non risponde perché deve scendere di 20 km con la sua jeep per riuscire ad avere un po' di campo e quindi rispondere a qualche telefonata, a qualche SMS. Vi ricordo ancora che questo è il numero di IBAN del conto corrente per venire in soccorso della popolazione colpita. Poi a partire dalla mezzanotte di domenica, quindi domani sera, tra sabato e domenica, il 455000 sarà il numero di SMS solidale. Ma vediamo, Tony, quell'appello, quel messaggio audio, l'unica cosa che è riuscito a trasmettere il sindaco di Roccapietro. Vediamo. Dopo il maltempo di sabato e domenica, ma soprattutto di lunedì,
dove c'è stata una tromba d'aria di potenza inaudita, mai vista sul nostro territorio. Tutto l'Agordino e in buona parte del Bellunese si è rimasti scossi da questa pioggia forte torrenziale con forte vento, appunto. A Rocca invece ha battuto in maniera assolutamente più forte e causando danni incalcolabili, molto superiori a quelli dell'alluvione del 1966. Adesso il territorio mio a Rocca Pietore è in ginocchio nella maniera più totale. La cosa che mi stupisce di più è che non ne parla nessuno a livello nazionale, cioè si parla di Genova, si parla del Trentino come al solito, ma non si sfiora nemmeno il nostro problema. Sarà perché siamo isolati, in effetti, da tutto, ci manca internet, ci manca il collegamento telefonico, ci manca il wifi, ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua, con grossi problemi all'acquedotto. Una cosa che mi sembra doveroso che i media ne parlino, quindi sto cercando in tutte le maniere di sensibilizzare tutti quanti. Grazie. E così Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore. Guardiamo questo video del Corriere delle Alpi, l'immagine, la riapertura del ponte Beli. Questo è importante per la zona del Bellunese, ovviamente, come potrete immaginare, e questo è già un segnale distensivo. Ci diceva il sindaco Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, come l'acqua sia tornata potabile a Belluno, ci siano alcune centinaia di utenze staccate, ma si sta riducendo rapidamente questo problema, rapidamente da adesso in poi, perché insomma in questi giorni già solo 5 ore, 4 ore senza luce è stato un dramma molto pesante vissuto dalle tante famiglie che ancora in questo momento sono senza luce. Allora ci fermiamo pochi istanti, poi altri aggiornamenti, vi aspettiamo. Piante secolari sradicate, pali della luce divelti, fili della corrente penzolanti. Questa è la scena che appare oggi a chi, percorrendo la Cadorna, si avventura verso Cima Grappa. Gli alberi e i rami che da lunedì sera ostruivano il passaggio ai mezzi di soccorso sono già stati tagliati e messi da parte, e ad uno sguardo poco attento la montagna sacra alla patria oggi potrebbe sembrare non aver subito danni così ingenti, fino a quando invece non si sceglie di addentrarsi nelle zone un po' meno battute o non si incontra chi, come Giovanni Battilana, titolare di Malgapat, lo scorso lunedì si è trovato nel mezzo della bufera. Di sera è stata una catastrofe del vento e il macello, ho avuto paura anche io un po'. Mi sono trovato che travolto dai pini. Fortunatamente i danni in Malgapat sono stati limitati, nessun problema alle strutture nemmeno al bestiame, ma la paura è stata tanta. Faceva paura veramente. Mi ricordo che ero Boccetta dal 66, c'è stato un tornado che ha rabaltato tutti i pini nel bosco che ho qua vicino alla zona del Fontanel, Campocroce, ma dopo non ho mai visto in 40 anni una roba del genere. Sul Grappa le zone più colpite sono quelle di Valde Agiara, Valde ai Foi e San Giovanni, soprattutto l'area tra Ponte San Lorenzo e Lepre. Qui incontreremo Silvia Todesco, titolare dell'omonima trattoria, che nella serata di lunedì si è trovata ad affrontare la bufera sola con la figlia e che ancora oggi fatica a raccontare quei momenti. Lunedì io ho temuto per la mia vita, ad essere sincera, e anche per quella di mia figlia. Eravamo qua e nel giro di un quarto d'ora è scoppiato l'inferno. Tavoli che volavano, poltroncine ad altezza uomo che mi passavano davanti alle finestre e io non sapevo cosa fare, ero impotente. Oggi l'area della trattoria è completamente sistemata, ma nelle foto scattate da Silvia martedì mattina c'è il racconto di cosa ha lasciato quello che lei ha definito un vero e proprio uragano. Martedì mattina, quando siamo usciti, ci siamo messi a piangere, c'era la distruzione. Passata la paura, i problemi però restano, in quella zona manca ancora la corrente.
L'Enel ha messo sotto gruppi elettrogeni anche le cabine, però un'ora fa qualcuno si è dimenticato di fare gasolio, carburante ai generatori, quindi è saltato tutto di nuovo e adesso siamo in difficoltà veramente grossa. State pensando addirittura di chiudere? A questo punto noi abbiamo cercato di tenere aperto per dare un servizio alla gente che sta venendo a vedere i danni sulle proprie case, a dar da mangiare agli operai che stanno lavorando, però in una situazione così si fa molta fatica. Intanto sapete che il Veneto ha chiesto la sospensione del pagamento di rate mutui, insomma molti interventi li abbiamo letti anche oggi, abbiamo approfondito con esponenti del governo proprio questa richiesta, questo appello che arriva dal Veneto. La sospensione degli obblighi fiscali, così come dei termini di pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi delle rate dei mutui in essere delle forniture di energia elettrica e gas, lo chiede anche il vicino Friuli Venezia Giulia nelle parole di Massimiliano Fedriga. Questo è il pacchetto di pronto intervento rivolto ai cittadini e imprese dell'area del Friuli Venezia Giulia colpite dal terribile ondata di maltempo che il governatore Fedriga auspica possa condividere il governo nazionale, quindi aiutare anche le zone del vicino Friuli. Allora, vi faccio vedere ancora dalla pagina Facebook, non nostra questa volta, ma di Mauro Corona, dello scrittore che abbiamo citato anche oggi. Nel libro La fine del mondo storto immaginai mancasse l'elettricità, scritto qualche ora fa. La gente non sapeva più come cavarsela, era un'ipotesi, un'utopia balzana diventata ahimè realtà in questa notte di Tregenda del 29 ottobre 2018. E poi è andato avanti ancora in questi giorni a commentare, a scrivere, ha condiviso anche questo post del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Vediamo le immagini, guardate, questa è una delle zone più colpite, come vedete da questi scatti, lato friulano, e questa sembra proprio Erto, ma no, perché non è la zona proprio dove ha questa è Cimolais, dove ha lo studio Mauro Corona, e qui sono altri scatti sempre dalle zone del vicino Friuli. Guardate, questa è una famosa pista, diciamo, per le escursioni, e questo è la Cimoliana, esatto, profondamente segnata dal maltempo di questi giorni. Vedere queste foto dà tristezza. E poi ancora Mauro Corona, sentite questa: la terra si è rivoltata, i boschi sono orizzontali, i tetti hanno preso il volo come rondini d'autunno, l'acqua stanca di prigionia è evasa, il vento da invisibile è diventato solido e rotolava come un enorme masso impazzito, ha sfasciato tutto. Così ha scritto 2 ore fa Mauro Corona attraverso i social. Scusate, non ho capito cosa mi avete scritto. Ok, va bene. Nicola, sentiti con Tiziana, perché appunto in questo momento credo sia Longarone, dobbiamo capire se è pronta per il collegamento, attendendo anche o Roberto Padrin o l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin per vedere che cosa ci raccontano di aggiornamenti. Intanto volevo vedere ancora una volta alcuni servizi della nostra giornata di oggi. Quello che a diverse ore dal passaggio della piena, che faceva veramente paura, per esempio è successo a Ponte di Piave. Ti chiedo, Tony, non riesco più a trovare il titolo, te lo dico al volo: viaggi danno Piave, il punto numero 30. Ecco, abbiamo una scaletta che, come potrete immaginare, tra tutta la giornata di oggi è lunga 2 foglie e mezzo, e quindi cerchiamo di documentare il più possibile nel mostrarvi anche quello che oggi Francesca Bozza ha raccolto a poche centinaia di metri dalla nostra redazione, quando si è avuto molto timore nei giorni scorsi per eventuale esondazione del Piave, ma gli effetti sono stati comunque questi. Il problema è il tornare alla normalità, è quello che lascia dopo il fiume, perché l'acqua sale, però dopo scende, è cosa che ti porta praticamente il dopo lascia il fango, è il tornare alla normalità che ci vorrà molto tempo. Daniele Ammirati con le sue parole esprime il sentimento della gente di quei comuni colpiti dall'ondata di maltempo di questi giorni. Solo oggi lui e i suoi genitori sono rientrati nell'abitazione che si trova in via Zattere a Ponte di Piave.
Intorno la devastazione dell'acqua e del fango che ha travolto tutto. Un disastro. Io sono 20 anni che abito qui, ho subito 5 alluvioni. Una volta sola era calamità naturale, quello che mi hanno rimborsato lo sto buttando adesso. Mai visto, il massimo in casa era arrivato 1,26 m. Sembrava un tsunami dentro e niente, stiamo cercando di svuotare tutto quanto, però purtroppo il primo piano è andato. Quanto è arrivata l'acqua? 2,80 m di acqua, primo piano. La furia dell'acqua entrata in casa ha accatastato contro la parete tutti i mobili. Questo contenitore di polistirolo è stato travolto ed è rimasto come incollato al soffitto. Quei cassetti, quei mobili sono stati strappati dalla forza dell'acqua? Sì, sono stati strappati dalla forza dell'acqua. Questi qui speriamo che non ci cascano addosso. Stessa devastazione nell'abitazione accanto. Al primo piano è andato sotto tutto, c'è qualche infiltrazione al secondo piano, ma insomma non di sopra, poca roba. Nessuno, spiega la proprietaria, si aspettava una piena simile. Noi abbiamo alzato tutta la roba a 1 metro, massimo 1,5 metri. Loro continuavano a dire guardate che arriva tanta, ne arriva tanta, però chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari e le applicche e buttare fuori. Cioè, noi ci siamo organizzati come ormai, perché dato che capita ogni tanto, però così mai. Spostandosi di 3 chilometri si arriva in via Piave, altra zona golenale, dove l'acqua è stata ancora più devastante. Qua c'è troppa terra da portare via. È una situazione un po' disastrosa perché non si può più, a un certo punto non riusciamo più a smaltire tutto il limo, il fango, perché ce ne sono 20-30 centimetri, le canalette che portano fuori sono ingombrate, piene di limo, perciò la casa o prendiamo una scavatrice, non sappiamo neanche noi. In tutti questi anni non si era mai visto una cosa del genere. Peggio del 66, qui è arrivata fino al secondo piano, 80 centimetri dentro. Nel secondo piano? Distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente, buttato via tutto. Peggio del 66, io sono nato nel 66, quindi avevo pochi mesi, i miei genitori le hanno passate tutte queste piene, è un disastro. Una devastazione, basta vedere quanto fango ha lasciato, una quantità impressionante. Penso, io non ho mai viste, ne ho viste di piene dal 98, 2000, 2002, 10, 12, 14, 18, tutti anni pari in questa zona golenale è entrata l'acqua, ma come questa penso che è evidente che è un disastro. Rassegnazione forse, ci siamo svuotati proprio. Spostandosi a Breda di Piave, nonostante qui l'acqua abbia raggiunto livelli inferiori, i danni sono comunque ingenti e adesso si cerca di ripulire per tornare alla normalità. Fino a 1,20 m. Ma è la prima volta che succede? Sì, 66. La prima volta. Buttato via tutto? Tutto il primo piano? Tutto. Stamattina hanno portato via da un camion pieno di roba. Disastro, mai vista. In 30 anni che siamo qui non è mai successa questa scena qua. Se anche nel 2010 è sempre arrivata, ma dietro, dalla casa dietro di là, ma mai arrivata qua, mai vista, proprio mai vista. Quanto ha raggiunto l'acqua? 60 centimetri di acqua dentro casa. Allora vedo inquadrata Tiziana, credo sia discesa fino a Longarone. Tiziana, dacci tu conferma, anche perché c'è un vertice con il Presidente della provincia di Belluno e il Sindaco di Longarone, Padrin. È vero, sei Longarone o Belluno? Sono a Belluno, al centro di coordinamento soccorsi, all'aeroporto. Qui in questo momento alle nostre spalle, nella sede dell'unità di crisi, è in corso un vertice che è presieduto dal direttore del Dipartimento della Protezione Civile D'Angelo, assieme a lui c'è il prefetto di Belluno, c'è il Presidente della provincia, naturalmente tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle forze armate, della Protezione Civile
regionale, del Genio Civile, insomma è un vertice durante il quale noi immaginiamo si sta facendo il punto della situazione al giorno 5 degli interventi per questa emergenza infinita maltempo. Non so se riuscite a vedere dalla telecamera, ma continua a piovere, questa pioggia sottile, fine, fastidiosa, continua a cadere su tutta la provincia di Belluno. Siamo scesi da Santo Stefano di Cadore e per la verità eravamo stati anche un po' ottimisti sui tempi di percorrenza della strada al ritorno. Così non è stato, perché ci è toccato di ripercorrere il sentiero di montagna, quello che avevo detto avevamo fatto all'andata, e abbiamo scoperto che quello è l'unica via di accesso al comune di Santo Stefano di Cadore, e pertanto si accede a senso unico alternato e a fasce orarie, quindi c'è una guardiania, siamo stati fermati dalla protezione civile che ci ha comunicato che l'apertura della strada è a senso unico alternato, quindi da una certa ora in poi si può salire, da una certa ora in poi si scende e si passa attraverso degli smottamenti che sono particolarmente significativi e importanti, tanto più in orario notturno, con gli alberi per terra. Insomma, diciamo che la situazione è evidentemente complicata per le popolazioni di quella zona della montagna. Noi siamo stati lì, lo ricordiamo, alla riunione del COM, dove i sindaci hanno parlato, hanno chiesto alla protezione civile, ai responsabili della protezione civile nazionale, quali sono le procedure, l'iter procedurale per avviare le richieste di interventi, per acquistare il materiale che serve per lo sghiaiamento, generatori e quant'altro, per anche gli interventi però più minuti, come la copertura per esempio delle case che sono rimaste scoperchiate dal vento e che necessitano di una protezione, perché il tempo in questo momento è peggiorato al punto che la neve è scesa a quota oggettivamente molto bassa, la temperatura si sta sensibilmente abbassando e non è escluso, ci dicevano questa sera quando stavamo partendo da Santo Stefano, che qualche fiocco di neve cominci a cadere anche in paese e a quote basse. Tiziana, noi aspettiamo adesso, aspettiamo che termini questo incontro per sapere che cosa ne è uscito. Ecco. Sappiamo che domani... Perché, sì. Perdonami, abbiamo l'assessore Bottacin in linea al telefono con noi, torniamo da te tra pochissimo, anche perché appunto attendiamo gli esiti di questo nuovo confronto. Assessore, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto è vero, oltre alla pioggia dobbiamo attenderci un po' di neve, Beh sì, stiamo parlando di località dell'Alta Bellunese, quindi è normale, siamo ormai in novembre, quindi è normale che possa nevicare. Già sta nevicando in alcune zone e quindi questo crea ancora più disagio, soprattutto quando manca la corrente elettrica, che vuol dire impianti di riscaldamento fermi. Certo, esatto. C'è qualche aggiornamento in più che ha voglia di darci rispetto a questa mattina, a questo pomeriggio? Ma guardi, per quanto riguarda la viabilità, in questo momento, come ho detto oggi durante la giornata, è sempre aggiornata all'ultimo momento, perché abbiamo tutta una serie di dissesti che si creano minuto per minuto, però allo stato attuale si riesce ad arrivare dappertutto, sia pur con qualche limitazione sui pesi, perché da Agoto, anzi da prima di Agoto in su, si arriva solo con mezzi che pesano meno di 20 tonnellate, comunque una portata sufficiente per consegnare materiale di soccorso, per far passare le autobotti con l'acqua, far passare i generatori di corrente, eccetera. Per quanto riguarda l'illuminazione abbiamo ancora quasi 10.000 utenze scollegate, sì. Per quanto riguarda invece l'aspetto relativo all'acqua abbiamo come ieri il problema dell'acqua potabile in molti comuni, perché per esempio a Rocca Pietore mancano centinaia di metri di acquedotto che sono stati travolti dalla furia dell'acqua, e quindi mancano le opere di prese, mancano centinaia di metri di acquedotto, quindi ripristinarlo non è così semplice. Parlavo questa sera con i vigili del fuoco,
promuoverà a mettere in pressione la rete all'interno del paese in modo tale da verificare con delle vasche provvisorie dove le autobotti alimentano, in modo tale che comunque il cittadino abbia l'acqua da rubinetto di casa, insomma, ecco. Si sta facendo tutto il possibile per cercare di ripristinare almeno le condizioni di sopravvivenza per quei poveri cittadini che per ogni sera sono in una condizione di grandissimo disagio. Ieri quando è arrivato l'amico capo dell'emergenza, il direttore dell'emergenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l'amico Luigi D'Angelo, abbiamo fatto il punto e lo scenario è identico a quello di un grande sisma, cioè manca l'acqua, dove c'è l'acqua spesso non è potabile, manca l'energia elettrica, ci sono problemi di viabilità con frane continue, in molti casi mancano anche le coperture degli edifici, quindi uno scenario veramente simile a un grande sisma. In più, rispetto al grande sisma, abbiamo centinaia di migliaia di alberi che sono stati letteralmente strappati dal suolo, che sono precari, appoggiati sui versanti, pronti a scendere, e che in più creano problemi perché continuando a piovere l'acqua si infiltra su questi crateri che sono stati lasciati da questi alberi strappati dal suolo. Ovviamente la quantità d'acqua che si infiltra sotto va a sommarsi a quella che è già caduta e quindi questo rende ancora più precari tutti i versanti delle montagne. Insomma, una tempesta perfetta quella che è accaduta nel Bellunese, nell'Alto Piano di Asiago, ma in modo particolare l'Alto Gorrino è quello che sta soffrendo di più. Senta, Assessore, noi abbiamo seguito e sentito in realtà una ragazza, si chiama Tara Riva, vive a Bruxelles perché per giorni non è riuscita a mettersi in contatto con la mamma che sta ad Alleghe. Insomma, c'è stato anche un bel problema, abbiamo raccontato più volte del sindaco di Roccapietro e ce l'ha detto lei che deve fare 20 km a scendere verso la valle per poter avere un po' di linea nel telefono. Da questo punto di vista c'è qualche miglioramento, perché ovviamente anche la stessa signora che vive ad Alleghe non sapeva per esempio che l'acqua non si poteva bere e purtroppo è stata male, ha avuto problemi poi avendola bevuta. Come dicevo, quando succedono queste situazioni il riferimento diventa quello che viene chiamato in gergo COC, cioè il centro operativo comunale, che viene gestito dal sindaco che è autorità locale di protezione civile, e il cittadino dovrebbe avere lui come riferimento. È chiaro che poi dopo il sindaco da solo non ce la può fare, quindi esiste un centro di coordinamento di livello superiore che si chiama centro operativo misto, che nella fattispecie è ad Agordo per quanto riguarda l'Agordino, che a sua volta raccoglie le istanze dei sindaci e fa riferimento a un centro di coordinamento ancora superiore, che è il CCS, il Comitato di Coordinamento dei Soccorsi, che nella fattispecie è dell'1, e a sua volta fa riferimento all'unità di crisi che abbiamo attivato a Venezia, in realtà a Marghera, nella nostra sede della Protezione Civile regionale. Quindi il sistema funziona così. È chiaro che il sindaco si trova a dover fronteggiare una situazione complessissima con un sacco di cittadini che spesso lui stesso non riesce a raggiungerli, perché il sindaco di Roccapietro mi diceva che martedì mattina, lunedì notte, insomma, aveva ben 20 frazioni che erano fisicamente irraggiungibili, non c'era la luce, quindi mancava la telefonia, quindi per il sindaco era difficilissimo capire chi c'era, se stava bene, se non stava bene e così via. Io ho partecipato alla riunione del COM, centro operativo misto ad Agordo, martedì sera, e ho visto dei sindaci veramente provati, stravolti. La loro preoccupazione era capire se le persone, i loro cittadini c'erano, stavano bene, e questa è stata la prima preoccupazione. È chiaro che poi possono succedere anche situazioni come quelle che diceva lei, e purtroppo siamo, come dicevo prima, in una situazione di piena emergenza simile a quella di un grande sisma per certi versi. Certo. Senta, Assessore, domani è possibile, cioè l'intenzione può essere quella di chiedere ufficialmente un intervento, non so se così è definibile, a parte i rinforzi arrivati nelle scorse ore, al Capo Nazionale della Protezione Civile, c'è un primo passo, un segno forte da Roma. Io non so cosa chiederete domani, se di questo stiamo parlando, sarà un sopralluogo che farete fare a Borrelli, cosa ci può dire di questo? Guardi, con Borrelli io sono stato in contatto
da sabato, diciamo, da quando abbiamo avvisato che avremmo attivato un'unità di crisi regionale coordinando le 7 prefetture, che a loro volta coordinano i centri operativi misti e a cascata i centri operativi comunali, perché c'erano delle previsioni che ci preoccupavano parecchio e in realtà poi si sono verificate. Lunedì sera, visto quello che stava succedendo a Belluno e avendo tutti i volontari del Veneto impegnati al presidio dei grandi corsi d'acqua, perché ricordiamo che poi nella giornata di martedì erano attese le piene nei fiumi principali del Veneto sia martedì che mercoledì, abbiamo immediatamente preso contatto con il Dipartimento Nazionale, noi siamo in contatto, facciamo diverse videoconferenze più volte al giorno dall'unità di crisi regionale, e io lunedì sera alle 10:30 in quella videoconferenza ho chiesto al Dipartimento di avere l'attivazione dell'esercito e infatti hanno attivato immediatamente i reparti del genio militare di Bologna, che alle 4 sono arrivati a Belluno, alle 4 di martedì mattina. Così come ho chiesto immediatamente l'attivazione della colonna mobile regionale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, perché, ripeto, i nostri volontari erano impegnati in giro per il Veneto. Abbiamo poi chiesto i rinforzi dalle Marche e dal Piemonte e adesso abbiamo detto che possono piano piano rientrare le colonne mobili delle altre regioni, perché il cambio agli operatori che sono nel bellunese vengono dati dei volontari delle altre province del Veneto che adesso non hanno più l'emergenza idrica. Quindi devo dire che per quanto riguarda il Dipartimento tutto quello che abbiamo chiesto è arrivato in maniera immediata e tempestiva. Ho chiesto anche a, come dicevo prima, Luigi D'Angelo, che è il direttore generale dell'emergenza del Dipartimento, di essere presente a Belluno anche operativamente, e da ieri è presente e sta coordinando insieme a noi e alla prefettura di Belluno i soccorsi, perché riteniamo che dobbiamo avere la massima efficienza per dare risposte nella maniera più tempestiva possibile ai nostri cittadini. Quindi da parte del Dipartimento è stato fatto tutto, però il dottor Borrelli mi ha chiesto di ritornare in Veneto perché vuole verificare sul campo quello che è successo, è fondamentale, è anche una presenza, come dire, importante dal punto di vista simbolico, perché questo vuol dire che è percepito, ed è sicuro che lo è, all'interno del Dipartimento che in Veneto nel Bellunese è successo qualcosa di sicuramente di fuori del comune. Per quanto riguarda gli aspetti relativi a risarcimenti, ristori, la ricostruzione, cioè è necessario fare una task force impegnativissima, perché abbiamo avuto dei danni rilevanti su vari fronti. Oggi ho avuto diversi contatti con il sottosegretario Maniagava del Ministero dell'ambiente, che mi ha telefonato, verrà anche lei in sopralluogo, ma soprattutto mi ha detto: io guarda che ho intenzione di parlare con il ministro, anzi gli ho già fatto accenno, perché abbiamo un danno ambientale enorme, centinaia di migliaia di alberi estirpati, cioè il sito UNESCO devastato, ma anche ricordiamo che in questo l'ambiente è il nostro riferimento per quanto riguarda i finanziamenti per le opere di difesa del suolo, quindi frane, dissesti, allagamenti, insomma sono loro il nostro riferimento, e per cui ringrazio anche il sottosegretario Gava per la sensibilità che ha dimostrato, ha voluto essere sempre informata, è già stata data nel Bellunese circa una settimana fa, è venuta poi a seguito dell'incendio che c'è stato lì, e quindi la presenza del governo io l'ho sentita tutta, tra l'altro è friulana, quindi sa benissimo anche lei che cosa è successo in quest'area del nord-est. Senta, Assessore, a proposito, il Friuli Venezia Giulia ha già dato una prima stima dei danni che è di circa 500 milioni di euro, se lì sono 500 milioni qui sono minimo il doppio. Guarda, io non le so dire i numeri, perché veramente i miei dirigenti stanno cercando di fare dei calcoli, stanno cercando di capire, ma ogni volta che li vedo, ora per ora, nelle varie incontri, riunioni che facciamo, sono anche loro, mi dicono abbiamo una lista che continua a crescere, perché ogni sopralluogo che facciamo rileviamo dei danni che sono molto rilevanti, e quindi la situazione sicuramente dei danni è molto corposa.
tecnica, perché questa sera mi ha colpito ricordando appunto quando citava lei per esempio anche degli acquedotti e dei danni quindi dovuti alle frane, delle rotture. Invece il sindaco di Belluno, ma su questo non vogliamo innescare polemiche, ma solo per comprendere al meglio, il sindaco di Belluno dice che per esempio gli impianti elettrici, i tralicci e il resto vanno interrati, quindi in montagna non si possono avere cose, strutture di questo tipo perché si sono sciolte come il burro, spezzate come il burro con questo vento che oggettivamente è ovvio è fuori dal normale. Però qual è allora la situazione o la condizione migliore? Le linee elettriche bisogna interrarle o tenerle aeree? Ma guardi, il giorno dopo o anche il giorno durante, dico io, ci sono tutti che insegnano tutto. Oggi ho avuto un collegamento con una TV, non dico quale, dove c'era un noto geologo che ha dichiarato, un notissimo geologo, ha dichiarato che in occasione del Vajont 14 milioni di metri cubi di roccia sono caduti nel lago del Vajont. Io gli ho fatto presente che si è sbagliato, ma non di poco, si è sbagliato di almeno 10 volte tanto. E sto parlando di un noto geologo, famoso, grande utilizzatore, che ha preso un granchio colossale. Oggi si fa tornare su Facebook e sono tutti che sanno tutto. Io non entro nel merito di questa questione. Ci sono vantaggi e svantaggi sia per l'interramento che per l'aereo. Vorrei ricordare che a Rocca Pietore ci sono centinaia di metri di acquedotto che sono interrati, travolti dalle frane e che non ci sono più. La fibra ottica, la dorsale della fibra ottica che andava ad Agordo è interrata ma è stata distrutta dalle frane. Non esiste una infrastruttura che non sia vulnerabile. È chiaro che ci sono situazioni di tipo diverso. Allora, forse qualcuno, ma non sta a me dirlo, potrebbe dire ma il cavo interrato è meno vulnerabile di quello aereo. Però mi dicono anche che quello aereo è più facilmente ripristinabile. Guardi, entreremo in un dibattito di carattere tecnico su cui io non voglio entrare in questa fase, perché la mia preoccupazione, il mio impegno totale, ma proprio totale, è quello per dare la massima risposta ai cittadini bellunesi perché possano ritornare, se non alla normalità, almeno a una condizione dignitosa di vita. Assessore, scusi, le do una notizia, intanto ci fa sapere proprio la Regione, i suoi colleghi con l'ufficio stampa e lo staff di Carlo Parmeggiani, call conference Conte-Giorgetti con i governatori in collegamento Zaia, Toti e Fedriga. Il governo adotterà misure. Le leggo la notizia, il Presidente del Consiglio, appena arrivata, Conte, è al lavoro con il sottosegretario Giorgetti sull'emergenza maltempo e le conseguenti alluvioni di questi giorni. C'è stata una conference call, rendono noto fonti di Palazzo Chigi, con il Presidente della Regione Veneto Zaia, con il Presidente della Regione Liguria Toti e con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga. Hanno operato una ricognizione dei danni delle alluvioni di questi giorni e hanno assicurato la massima attenzione del Governo che è già al lavoro per adottare provvedimenti di propria competenza per la soluzione dei problemi. Come diceva lei, insomma, la vicinanza non solo della protezione civile ma del governo la sentite tutta? Ma sì, sicuramente sì, ripeto, siamo ancora in una fase emergenziale e io devo dire, lo ripeto, tutto quello che ho chiesto immediatamente è arrivato, senza alcun tipo di dubbi se ma. Io mi collegavo in videoconferenza, chiedevo l'esercito e dopo 5 ore e mezza avevamo l'esercito. Chiedevo l'elicottero dell'esercito, quelli per trasportare i generatori e il giorno dopo ce l'avevo a Belluno. Chiedevo autocolonne regionali di altre regioni e ho avuto tutto. Insomma, da parte del Dipartimento non abbiamo avuto nessun problema. Avevamo il problema della frana del Tessina, frana insomma complicata. Ho acceso il telefono, ho chiamato il Dipartimento, mi ha mandato il professor Casagli, che è il massimo esperto a livello nazionale sicuramente di frane, che conosce la frana del Tessina, quindi devo dire, nella fase emergenziale tutto quello che abbiamo chiesto l'abbiamo avuto. Adesso c'è da pensare, come dicevo prima, alla fase post-emergenziale, la ricostruzione, la sistemazione, la ristrutturazione delle opere e anche tutti gli aspetti ambientali, perché ci sono scenari veramente che sono devastati, sono cambiati, cioè vallate intere dove c'era una situazione, oggi uno ci va e non la riconosce. Sì.
Sì. Quanto durerà questa fase emergenziale, Assessore? Possiamo definirlo secondo lei? Anche perché oggi sa, appunto, è stato istituito il conto corrente per sostenere le popolazioni colpite nella nostra regione, nel bellunese in particolar modo. Zaia ha ribadito in diretta all'Antena 3 come controllerà la spesa di ogni centesimo raccolto che dovrà andare a chi è colpito, e poi ha lanciato un appello, non in questi giorni ovviamente, ma di tornare, di aiutare la montagna, un appello che lei stesso ha fatto più volte. Basta andare lì, un pranzo, un panino, una mezza giornata di sci, però poi tornare e aiutare subito questa montagna. Quando finirà la fase emergenziale? Magari forse per noi sarebbe già finita, nel senso che stiamo veramente facendo i saldi mortali e questo mi consentirebbe anche di finalmente vedere un letto dopo una settimana, ed è tutto evidente che abbiamo tutto l'interesse a che finisca prima possibile, perché pensare che ci sono ancora, a distanza di parecchi giorni, persone che non hanno il riscaldamento, non hanno l'acqua, sono quasi isolate, insomma, dal resto del mondo, è una situazione che a me non fa dormire, e quindi, ripeto, fino a quando non sarà terminata questa fase emergenziale per ripristinare almeno delle condizioni di vita dignitose ai cittadini, noi non ci fermiamo. Certo, certo. Assessore, l'ultima notizia che possiamo dare è non so, in quali comuni si può bere l'acqua, qualcosa che è cambiato nelle ultime ore, che possiamo dire a chi la segue? Ma guarda, adesso in questo momento io non ho l'elenco sotto mano dei comuni dove si può bere l'acqua. In ogni caso invito tutti a rivolgersi al proprio ufficio comunale per chiedere informazioni. Nei comuni dove non è possibile bere l'acqua stiamo installando impianti di potabilizzazione dove non è potabile, oppure distribuzione di acqua. Tra l'altro approfitto per ringraziare anche la San Benedetto, che oggi ci ha dato un autotreno di acqua minerale che credo sia arrivata in questi momenti a Belluno, domani verrà distribuita, e quindi la soluzione più semplice per il cittadino è andare nell'ufficio tecnico comunale, chiedere se l'acqua è potabile, se non è potabile e agire di conseguenza. Basta rivolgersi lì, e poi c'è la distribuzione di acqua minerale, di acqua potabile dalle autocisterne. Ovviamente tutto deve essere provvisorio, perché l'obiettivo finale è quello di ripristinare gli acquedotti nel più breve tempo possibile. Bene. Assessore, la ringraziamo davvero, buon lavoro ancora per le prossime ore. Grazie a voi, buona serata. Grazie Giampaolo Bottacin, l'ingegnere Bottacin, assessore regionale della protezione civile. Io ho visto Tiziana che è quasi pronta con il presidente della provincia Roberto Padrini, sindaco di Longarone, presidente della provincia di Belluno, quindi fondamentale sentire anche la sua voce. Se siete d'accordo, Tony, andiamo in pubblicità, un minuto e poi ripartiamo dal collegamento, tra poco. Edizione straordinaria, il Veneto devastato, la montagna colpita come da un bombardamento, un terremoto. Sapete che purtroppo ha causato 3 vittime nella nostra regione, questa violentissima ondata di maltempo. Oggi in Trentino è morto un altro uomo che era stato raggiunto da un colpo da un fulmine nei giorni scorsi, e purtroppo dopo ore di agonia è morto, una notizia diffusa soltanto nelle scorse ore. Allora, questo in Trentino. Dunque vedo Tiziana Bolognani con il presidente della provincia di Belluno e il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Tiziana, vedo che il presidente ha anche dei fogli, cosa sono nuovi provvedimenti, quel che è emerso dal comitato del coordinamento soccorsi lì, dalla sala operativa, insomma questa sera dal vertice, cosa ci racconti? Allora sì, il Presidente della Provincia ha in mano gli appunti di questo incontro che si è protratto lungamente, durante il quale è stato fatto il punto della situazione al giorno 5 dell'emergenza maltempo. Intanto so che il Presidente ha subito una notizia da darci sul fronte dell'energia elettrica.
Bene, buonasera a tutti e grazie come sempre a tutti voi per l'attenzione che ci date. Penso che questa provincia mai come attraverso la vostra televisione ci è vicina in questi momenti che sicuramente sono molto difficili, anche se, come Tiziana mi diceva prima, purtroppo qui a Belluno non ci vedono, ma è opportuno che comunque ci vedano da fuori e capiscano nelle condizioni in cui noi in questo momento siamo. Allora, l'ultimo dato per quanto riguarda Enel, la corrente elettrica, abbiamo ancora 9.800 utenti che non hanno energia elettrica, però Enel conta, piazzando in queste ultime ore altri 28 gruppi elettrogeni che si aggiungono ai 171 già posizionati, di raggiungere le 2.200 utenze nel giro di, diciamo così, poche ore. Quindi questo è già un buon risultato, anche se comunque sono passati 5 giorni. C'è un grosso problema che riguarda anche le linee telefoniche, lì purtroppo le compagnie telefoniche non riescono a completare gli interventi e in questo momento sono ancora 1950 i clienti di rete fissa che non hanno il collegamento telefonico, questo per la rete fissa. Per quanto riguarda invece la telefonia mobile, anche qui ci sono dei problemi, soprattutto nelle aree dell'Alto Agordino e del Comelico non si riesce a completare quelli che sono i collegamenti degli impianti. Anche perché, Presidente, lei poco fa diceva toglieteci tutto, ma non toglieteci l'energia elettrica, no? Perché è una di quelle cose, possiamo restare isolati, però se restiamo isolati abbiamo la possibilità di riscaldarci, di avere l'acqua calda, di poter cucinare, di poter comunicare, allora tutto va bene, ma se non c'è niente? E questa è la disperazione della gente che penso con grandissima dignità sta andando avanti ormai da 5 giorni senza questi beni che servono di prima necessità per la quotidianità, quindi quando manca la luce, manca l'acqua, manca la comunicazione, quindi anche un collegamento a internet che ormai è diventato purtroppo un bene, un pane quotidiano, la situazione diventa veramente difficile, quindi questo è la vera priorità e su questo noi dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme per fare in modo che coloro i quali sono deputati a risolvere questi problemi si attivino e facciano tutto il possibile. Penso che oggi con il sostegno anche degli elicotteri, dell'esercito, della protezione civile regionale, nazionale, insomma si è cercato di fare il massimo, però bisogna continuare a farlo perché l'emergenza continuerà ancora per diversi giorni. Penso a Roccapietro, io domani cercherò di fare anche un giro perché in questi giorni ovviamente ho dovuto anche guardare al mio comune di Longarone che di problemi soprattutto di energia elettrica ne ha tantissimi. Di dimostrare vicinanza a tutte queste persone che mi rendo conto stanno passando dei giorni veramente tragici e giorni che purtroppo andranno avanti per tanto tempo perché poi c'è il problema dell'acqua. Che problema anche questo. Come lo risolviamo? Anche questo è un grandissimo problema. Adesso si parlava prima che BIM GSP grazie a Cegas era riuscito a recuperare 2 potabilizzatori che riusciranno attraverso un processo comunque a dare diversa acqua potabile a numerose famiglie, a numerose persone, quindi questo è già molto positivo. Adesso c'è il problema di passare l'inverno, perché adesso se si fa una condotta a luce il problema è che si rischia di ghiacciare perché ovviamente adesso si va verso temperature soprattutto in queste zone di montagna che scenderanno e andranno sotto lo zero durante il periodo invernale, quindi anche lì si sta cercando di valutare quali materiali riusciranno a resistere al freddo e garantire la continuità prima di fare un intervento diciamo così risolutivo che non potrà essere fatto che prima della primavera ovviamente. Bisognerà avere evidentemente quindi Presidente ci pare di capire tantissima pazienza. Sul fronte della viabilità come siamo messi? Abbiamo visto delle situazioni insomma, gravissime. Gli alberi, le frane. Per quanto riguarda ANAS è un po' concentrato il problema mi pare sulla zona di Santo Stefano di Cadore, mentre per quanto riguarda Veneto Strade i problemi sono decisamente superiori anche se la viabilità diciamo così principale è garantita. Oggi poi c'è stato un vertice a Venezia in cui con la Regione, Veneto Strade e ANAS si è deciso un po' di iniziare un piano di intervento di somma urgenza anche nelle strade comunali e questo è un grande secondo me risultato e un risultato della riunione che appunto da cui sono uscito adesso ci dice che cercheremo di mettere in piedi proprio un piano nei vari COM che sono stati istituiti raccogliendo tutte le esigenze dei comuni
Ovviamente ci vorrà che ci siano dei tecnici specializzati che possano assistere gli uffici tecnici che non sono in grado. Dico ad esempio a Longarone c'è una strada che tutti conoscono, che di solito è una via durante le grandi code che arrivano da nord, viene utilizzata, che va praticamente verso la zona fiera, la zona industriale. Quella lì rimarrà chiusa veramente se non si fa un intervento per lunghi mesi, perché purtroppo una parte della carreggiata sta franando. Lì poi passa il gasdotto che fornisce il gas a tutto il Cadore, oltre ad un pezzo di acquedotto. Quindi quella ad esempio è una delle priorità, perché comunque è una valvola di sfogo per i turisti che scendono da nord, e poi perché ha veramente un'esigenza importante. Quindi questo è solo un esempio che riguarda il mio comune, ma ce ne sono tantissimi altri. Quindi adesso nel giro di 2 giorni noi monitoreremo la situazione, raccoglieremo quelle che sono le esigenze, affideremo a dei tecnici specializzati la fase progettuale e poi si interverrà attraverso degli interventi di somma urgenza, che sono degli interventi che garantiscono da parte del Dipartimento di Protezione Civile anche la copertura economica, perché siamo entrati in questa fase cosiddetta di emergenza e di crisi. Ecco, Ferdinando, se hai domande da studio, siamo qui per capire girarle al Presidente. Esatto, ha un appello da fare magari alla popolazione, perché è vero che molti non ci possono vedere perché manca energia elettrica, in tante case è tornata e in tantissimi ci hanno seguito attraverso i social, lo streaming, il web. Ha un appello da fare alla popolazione che ci sta seguendo? Sì, Presidente, lei ha un appello da fare alla popolazione che ci sta seguendo in questo momento? Beh, ai bellunesi ovviamente di tener duro, ma penso che tutti con grandissima dignità si stanno impegnando per cercare di dimostrare che non siamo quel popolo di gente che si lamenta e che anzi con grande impegno cerca di rimboccarsi le maniche e di riuscire a reagire di fronte a questa che veramente è stata una catastrofe, perché il territorio che ne abbiamo visto 5 giorni fa è sicuramente diverso di quello che vedremo per moltissimi territori, soprattutto Alto Agordino e Comelico, diverso da quello appunto che si vedeva prima, e questo è una profonda amarezza che penso contraddistinguerà tutti i miei colleghi sindaci, i quali io dico grazie per tutto quello che stanno facendo, e sono loro, diciamo, i paladini di queste comunità, e quindi io che faccio parte mi sento, ecco, in questi casi ci si sente orgogliosi di fare i sindaci, di essere, diciamo così, coloro i quali cercano di raccogliere quelli che sono i bisogni, le esigenze dei tuoi cittadini, e li stai aiutando, perché questo è quello che noi facciamo e cerchiamo di rappresentarne al meglio. Ci sono miei colleghi io anche in parte, che di notte non dormono da giorni, che cercano di mettere veramente tutto il loro anima e cuore a servizio dei propri cittadini. Questo è un grandissimo lavoro. A tutti chiedo ovviamente purtroppo tanta pazienza e comprensione e la forza di andare avanti, perché in questa provincia, come ho dichiarato oggi ad alcuni giornali, è vero che è in ginocchio, ma secondo me avrà una grandissima capacità di rialzarsi. È una di quelle della dimostrazione che la provincia comunque è sempre effervescente, pronta, viva, no? E arriva anche dal suo comune, perché in questi giorni a Longarone c'è la fiera in corso. Ci sono stati contraccolpi per questa fiera? Come hanno vissuto gli espositori, che sono arrivati evidentemente da tantissime parti d'Italia ma anche d'Europa? No, io ringrazio anche il Presidente della Regione Veneto, che oggi ha fatto un post su Facebook proprio su Arredamont, che è questa fiera dell'arredare in montagna che è partita sabato scorso, che si concluderà proprio domenica. Ora 2 giorni pieni dalle 10 alle 19, sono stand e stand espositori che provengono un po' da tutta l'Italia, ma soprattutto concentrati in quest'area, che hanno investito decine di migliaia di euro per allestire uno stand, veramente credetemi è una delle più belle edizioni, sono 41 di Arredamont, e che purtroppo non hanno un ritorno, perché oltre alla chiusura di lunedì pomeriggio, in questi giorni ovviamente la gente ha paura di arrivare a Longarone. Il mio appello è quello, come ha fatto il Presidente, le strade sono libere, tranquille, si arriva a Longarone senza nessun tipo di problema, e un segnale di partecipazione anche venire incontro a loro. Io ieri li ho incontrati, devo dire, mi hanno espresso grande solidarietà, capiscono che la fiera da questo punto di vista non può fare nulla, quindi l'unica cosa che possiamo fare è fare un po' di pubblicità, che queste ultime 2 giornate per loro possano essere di lavoro e di visibilità, e quindi il mio appello è un po' a tutti, anche e soprattutto coloro che vengono dalle parti basse della Regione Veneto, che vengano a visitarla, perché troveranno una fiera
bellissima, ma soprattutto aiuteranno e contribuiranno questi espositori a, diciamo, chiudere al meglio questa loro esperienza a Longarone Fiera. E ci uniamo a questo appello, appunto ad andare a vedere Arredamonte. Solo un flash, perché appunto oggi Luca Zaia ha detto andate poi nella montagna, andate a spendere dei soldi, aiutare queste popolazioni colpite, farlo però non ora, perché ovviamente c'è un intervento ancora di emergenza. Quando finirà questa emergenza, se lo possiamo prevedere? La stessa domanda che poniamo anche al Presidente Padrin. Tiziana? Presidente, è possibile ipotizzare quando terminerà questa emergenza? Non abbiamo la sfera di cristallo, non ce l'ha neanche il Presidente Padrin, è complicato. Mi hanno chiesto anche quanti danni, calcolare i danni, penso che siano cifre impossibili da conoscere in questo momento. Dal punto di vista dell'emergenza penso che per alcuni comuni durerà veramente tanto, e quello che è un po' che preoccupa è l'inverno, perché stiamo avvicinandoci all'inverno e soprattutto le zone, sempre quelle più colpite dell'Alto Agordino, del Comelico, dell'Alto Cadore, stanno per vivere una stagione turistica che sicuramente per loro non sarà semplice, anzi sarà molto complicata, e quindi anche il Presidente Zaia dice venite da noi per cercare di darci una mano, frequentare le nostre piste da sci, i nostri alberghi, i nostri ristoranti, per cercare di dare in questo modo un contributo oltre a questo diciamo così conto corrente che è stato aperto per cercare di raccogliere dei fondi. Questo penso è il modo migliore per dimostrare la vicinanza ai nostri territori. Dare una tempistica è una tempistica che vorrà giorni per alcuni comuni, ma penso mesi per tanti altri. Certo. Grazie Presidente. Ferdinando, se tu sei d'accordo io concluderei questo reportage dalla provincia di Belluno per questa sera. Ci rivediamo domani mattina proprio qui dal Centro di Coordinamento dei Soccorsi, perché qui arriverà il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Borrelli e poi seguiremo con lui l'evolversi della situazione durante la giornata. Tiziana, ti ringrazio, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie anche davvero, al collega ringraziamo anche Nicola il Presidente Marcato, Roberto Padrin, Tiziana Bolognani, Nicola Marcato per il vostro lavoro, coordinati allora, visto che è il centro di coordinamento, con il nostro Presidente delle unità di crisi che è Nicola Zanetti in queste ore, per organizzare la diretta di domani mattina, perché appunto attorno alle 10:30 saremo di nuovo in diretta per raccontarvi questa conferenza con Borrelli, Luca Zaia, Bottacin, insomma, e tutti gli altri rappresentanti, anche per capire che cosa emergerà da questo nuovo vertice. Qualche anticipazione l'abbiamo già avuta anche dall'assessore, tra poco sentiremo Luca Zaia, il governatore del Veneto, che sarà in diretta con noi, speriamo di strapparlo ovviamente a queste ore di grande difficoltà per gestire un'emergenza che ha dimensioni ed effetti ben più devastanti, lo ricordiamo, del 2010, di cui proprio in queste ore ricorrono gli 8 anni. A tra poco, torniamo in diretta con altri aggiornamenti. A San Donà di Piave il fiume e la potenza dell'acqua hanno devastato un'intera via. Via Tirosegno è stata completamente devastata. Come vedete ci sono fango che ormai è diventata una vera e propria melma, non si riescono nemmeno a staccare i piedi, rimangono addirittura proprio incastrati, bloccati qui. Una bomba è arrivata da quella parte. Cosa ho visto? Ho dovuto andare via in spalle ai militari, che io ringrazio, se no mi annegavo. E in casa? In casa vedrà lei cosa c'è. Deve star bene. Vedi che abbiamo un po' di luce. Signora, l'odore qui è davvero irrespirabile. Irrespirabile, per forza. Questo era il mio salotto, lì il mobile l'ho trovato rovesciato. Questa è la mia camera. Delle cose sono venute, non so come sono arrivate, tutte, ecco qua. Una bomba, non si apre più, venga, venga. Naturalmente la corrente, non c'è ancora nulla. Questo è il bagno che hanno scardinato, vedi? Guarda, distrutto. Ha sollevato la porta che è pesante.
Il fango è ovunque, i mobili sono impregnati, in casa della famiglia Bertocco resta ben poco da salvare. E anche se ora le abitazioni sono state evacuate, secondo i residenti c'è stata una cattiva gestione. 2 generazioni che la famiglia Bertocco è nel via di Rossegno, quindi il Piave lo conoscono molto bene, non lo solo sottovalutano, quindi lo sanno anche analizzare e vedere. Questa volta è mancata l'informazione dall'alto, perché forse a noi ci è sfuggito qualcosa, cioè l'entità dell'acqua che stava arrivando. L'acqua sarebbe entrata ugualmente, chi è dentro il via di Rossegno avrebbe avuto il tempo di preparare 2 o 3 borse e portare fuori alcuni effetti personali. E ritengo che il tiro a segno, come l'avete visto, sono passati 2 giorni dalla piena, vede qualcuno, vede protezione civile, qualcuno che sta aiutando. Qui il tiro a segno è stato abbandonato a se stesso. Quindi questa è la situazione. Tutto quello che vediamo qui, il fatto che abbiamo iniziato ieri a svuotare perché abbiamo dovuto svuotare il frigo, e io sono il nipote della signora Bertocco Danila e sto aiutando a svuotare. Assieme ad amici abbiamo cercato di lavorare amici per darci una mano. La potenza dell'acqua, la stanza che adesso vedete, ha sollevato il letto, il comò e ha sollevato tutto all'interno. Questa casa va ripulita, sanificata, l'impianto elettrico è saltato completamente e quindi il danno è enorme. La casa fu completamente restaurata a suo tempo per permettere al marito della signora Bertocco, non vedente dall'età di 34 anni, di potersi muovere autonomamente. Mi è uscito di testa perché non capisce più niente e piange perché non ha più la sua casa, quello aveva, solo quello, me e questa casa. Ma i Bertocco non sono certo gli unici ad avere la casa devastata dall'acqua e dal fango. Tutto bagnato, il primo piano tutto distrutto, capito? Nessuno non è venuto, che è venuto il primo giorno un assessore, no? Chi è stato? E basta. Oggi è telefonato, nessuno non risponde niente, vedi? E solo viene sì da lunedì, ma lunedì non aspetta, c'erano 2 bimbi piccoli, hai capito? E non è vero che del 66 era uguale di questa, perché del 66 io ero qua, sulla casa vecchia, e non era un lavoro del genere. Tra i residenti della zona c'è amarezza, soprattutto verso un'amministrazione che viene definita assente. Per il sindaco che poi manco fa serviva, conosciamo manco dire qualcosa, insomma. Signora Bertocco, lei si sente abbandonata dal sindaco? No, io veramente, guardi, non voglio più dire niente, qui ho perso la mia vita, basta. Allora, sono le 21:57, siamo ancora in onda e così sarà per un'altra ora e domani mattina a partire dalle 10:30 per seguire in diretta la conferenza stampa del governatore Luca Zaia insieme al capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, che tornerà in regione, sarà proprio nelle zone più colpite. Vi ricordo, siccome vedo che molti ce lo chiedono ancora sui social, questo è il numero del conto corrente attivato dalla regione, quindi per aiutare le popolazioni colpite. Poi ci sarà il numero di SMS che varrà per la Liguria, il Veneto e Friuli Venezia Giulia, insomma, quindi sarà nazionale il 455000 a partire dalla mezzanotte tra sabato e domenica, quindi tra circa poco più di 24 ore, 26 ore per la precisione, quindi per ora non è attivo. Saluto e ringrazio Giancarlo Iannicelli, meteorologo, che ci ha raggiunto nello studio di Antena 3, buonasera. Buonasera a tutti. So che adesso stiamo cercando di metterci in collegamento con il governatore Zaia, intanto vi leggo la notizia e poi vediamo insieme a lei le previsioni. Il Partito Democratico del Veneto ed è Alessandro Luigi Bisato che ci scrive in questo momento. Abbiamo Zaia? Allora subito il governatore, buonasera Presidente. Buonasera. Buonasera, allora abbiamo dato notizia della conference call che ha avuto con Toti e Fedriga, possiamo sapere qualche dettaglio in più, insomma il governo adotterà le misure, possiamo sapere di che cosa si tratta, cosa significa, che cosa ci può aiutare a capire? Ma guardi, posso solo anticipare che ho parlato con il Presidente del Consiglio, era una conference call individuale, nel senso che io ho parlato con il Presidente del Consiglio e immagino, so che i colleghi poi hanno parlato anche loro individualmente. Sì. Abbiamo parlato dei problemi di questo territorio e il Presidente ha confermato la vicinanza. Questa vicinanza, Presidente, si declina già in un prima conto dei danni, non è impossibile, vero, ancora in queste ore? No, in questo momento. È impossibile. Domani mattina porterà Borrelli a vedere le zone
più disastrate del Bellunese, come si svolgerà, diciamo, questo appuntamento quest'anno? Il capo della protezione civile nazionale, l'Inverno Porelli, conosce già la situazione. Se le condizioni meteo lo permettono, sì, altrimenti ancora bisognerà rinunciare e quindi faremo un incontro direttamente a Belluno, un incontro importante, perché ricordo che il grande tema per arrivare su nelle zone disastrate è quello del fatto che via, insomma, utilizzando l'elicottero ci vogliono condizioni climatiche accettabili. Certo. Qualcuno potrebbe dire andateci in macchina, sì. Io non c'è un problema, però ci vogliono ore, e visto e considerato che il capo della protezione civile ha tutta una serie di ragioni andare a visitare per il discorso del maltempo, quelli sono i tempi che si hanno. Certo, l'importante è che appunto garantisca provvedimenti così come è stato finora adesso. Presidente, abbiamo scoperto 171 gruppi elettrogeni già posizionati, altri 28 che stanno arrivando, sono numeri impressionanti, Assolutamente sì, guardi, anche stasera ho avuto un'offerta che abbiamo già intercettato di una donazione di altri 30 gruppi elettrogeni per dimensioni familiari, quindi stiamo distribuendo gruppi elettrogeni a chi ne ha bisogno. E sono 1950 le reti fisse ancora senza telefono, Alto Gordino, Comelico eccetera senza il cellulare. Insomma, abbiamo detto di come anche il sindaco di Roccapietro, che era insieme a lei l'altro giorno nel vertice, diciamo, nel sopralluogo, come sia lui stesso irraggiungibile, ci abbiamo provato più e più volte, no? Quindi una cosa che volevo ricordare intanto, il suo appello che vuole fare per l'attivazione del conto corrente che abbiamo dato in diretta di fatto oggi pomeriggio insieme, e quell'appello per la montagna, sperando che l'emergenza finisca presto perché poi si possa in quelle località andare, no? Beh, intanto ringraziamento a voi come televisione per come state seguendo questa partita, che è una partita complicata, si agevola il fatto che ci sia un'informazione costante H24 di fatto, perché avete fatto dirette e quant'altro. Per quanto riguarda il numero di IBAN che stiamo diffondendo, Veneto in ginocchio, è una prima modalità di versamento tutta veneta in un conto corrente bancario, oppure ci sarà da domenica a mezzanotte l'SMS, che anche quella è una valida formula molto più immediata, dove mandando un SMS si donano, se non ricordo male, 2 euro. Che è condiviso giusto con Liguria, Friuli Venezia Giulia e altre zone. Giustamente è condiviso, dopodiché avremo la quota parte delle risorse che verranno ovviamente incassate in base alla percentuale di danno che ognuno di noi ha subito. Se fatto 100 il Veneto avrà il 50% di danni nel totale, avrà il 50% di messaggi e quindi di fondi raccolti con i messaggi. Da quel che lei ha capito, Presidente, ovviamente la nostra è la regione più colpita, no? Da quello che abbiamo intuito anche noi sul fronte nazionale. Assolutamente sì, nel senso che una devastazione come quella che ha subito il Veneto non è roba da tutti i giorni, per scritta nei libri di storia, migliaia di ettari di bosco abbattuto, case demolite, strade che non ci sono più, 160.000 utenze elettriche non attive appena dopo la tromba d'aria, l'uragano, chiamatelo come volete, isolamento della rete telefonica, della telefonia mobile e molto altro ancora, insomma gli acquedotti, non ci sono più gli acquedotti, quindi la situazione è assolutamente una situazione preoccupante e bisogna intervenire subito. L'ultimo appello che si sente di fare in queste ore, il Veneto ha avuto tutto quello che poteva avere, no? Anche chiesto il sostegno al governo stesso e alla protezione civile nazionale. Se io le domando cosa serve, cioè pazienza, stringiamoci, no? A questa emergenza sperando che passi il prima possibile. Serve essere squadra come lo siamo noi veneti, anzi ringrazio tutti quelli che si sono messi a disposizione, capire che la natura ha una forza superiore alla nostra e lo ha dimostrato. E ringrazio tutti i volontari, la protezione civile, i vigili del fuoco, l'esercito che è presente, i volontari e i gruppi di protezione civile che provengono dalla Lombardia, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, insomma qui in Veneto sono un po' tutti. E anche sapere che con la bacchetta magica non si fa nulla, nel senso che ci vorrà del tempo, ma vedremo di fare in modo che questa crisi della montagna diventi un'opportunità, nel senso che
sia un'occasione di investimento e di rifacimento di tutto quello che non andava bene in montagna. Per quanto riguarda il suo appello, poi la sospensione dei mutui, rate, eccetera, è una decisione ormai già quasi presa, cosa ha capito dal governo? Sì, su questo fronte si va avanti, è una dotazione di misure minimali che si affronta da subito. Dopo la grande partita è quella dello stanziamento per restaurare i danni, e quella è un'altra partita molto più importante. Esatto. Presidente, grazie per questo tempo e buon lavoro ancora. Ci vediamo domani mattina perché seguiremo in diretta la conferenza stampa. Grazie al governatore Luca Zaia. Allora, dicevo poco fa anche la notizia che ci ha comunicato il segretario del Partito Democratico regionale Alessandro Luigi Bisato, che dice come anche il PD intenda aprire un conto corrente per raccogliere fondi a favore delle popolazioni bellunesi vicentine colpite. Domenica 11 saremo con i gazebo in piazza per raccogliere fondi, i gettoni dei consiglieri comunali, iniziative di raccolta e contributi volontari, discutere con i cittadini del dissesto idrogeologico e delle proposte che mettiamo in campo per farvi fronte. Faremo, dice il segretario regionale del PD, una proposta in Consiglio Comunale per dotare nel 2019 il bilancio regionale di 150 milioni per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei geni civili della provincia del Veneto, e come proposta nazionale vengono spostati 5 miliardi del reddito di cittadinanza ed attività di prevenzione del dissesto idrogeologico, nuovi investimenti, quindi nuovi posti di lavoro. Quindi dice il PD spostare 5 miliardi dal reddito di cittadinanza alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Vista l'emergenza, l'Unione Europea non ci metterebbe sicuramente in infrazione per lo sforamento del patto di stabilità e ovviamente anche del rapporto deficit-PIL, immagino quel 2,4% di cui abbiamo tanto discusso. Allora, buonasera, ben trovato, di saluto generale Giancarlo Iannicelli. Di nuovo buonasera. Ha preparato per noi le carte sinottiche, giusto? Certo, se no si fa... Ho detto bene. Ci vuole poco. Cosa dicono? Dire bello e brutto, ma è bene, ecco, spiegare il perché di questa situazione anche dal punto di vista scientifico. Ecco, se possiamo inquadrare una carta al suolo, per intendersi una carta in cui vengono tracciate le perturbazioni, che sono quelle che poi hanno portato a questo tempo. Come potete vedere sulla sinistra del teleschermo, in alto, a nord-ovest delle isole britanniche, c'è quel ciclone, quella depressione, e quella è la vera macchina dove la fabbrica dei sistemi perturbati. Lì si stanno fabbricando, si continuano a fabbricare dei sistemi perturbati, ed è molto intensa. Perché intensa? Perché la pressione è bassissima lì. Il centro di quel ciclone è poco più di 900 millibar, di 900 hectopascal, 100 millibar, 100 hectopascal in meno di quella che è la pressione normale, quindi una bassa pressione fortissima. Forma quei sistemi perturbati e questi scorrono poi verso sud. Vedete però sull'Atlantico, un po' più in basso, sempre sulla destra, H, lì c'è un'alta pressione, dove c'è quella sinistra, lì, sulla sinistra, vedete H, e lì cosa vuol dire alta pressione? È sbarrata, lì c'è una barriera ai sistemi perturbati, quindi lì i sistemi perturbati si bloccano e tendono a scorrere proprio da nord verso sud su di noi. Potrebbero scorrere verso est, ma vedete che sulla Russia, quindi sulla parte destra invece del teleschermo, abbiamo un'alta pressione ancora. Quindi c'è una strada obbligata da nord verso il sud tra le due alte pressioni, quindi lì dove è possibile il percorso delle perturbazioni che scendono su di noi. Addirittura poi sul Mediterraneo, sul Tirreno, c'è una seconda depressione molto più debole, che però, come dire, rinforza, dà nuova vita, nuova linfa ai sistemi perturbati. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare? Che i sistemi perturbati, che normalmente ci toccano e scappano via, non potendo andare verso ovest, quindi arretrare, non potendo andare verso est perché c'è un'altra alta pressione, si fermano su di noi. Hanno trovato, come dire, si sentono ben ospiti su di noi, e purtroppo gli effetti sono evidenti. Non sono previsti tanti cambiamenti, e certo non c'è più quell'afflusso, come dire, di scirocco forte che ha portato poi al rifiuto delle emissioni delle portate dei fiumi in mare, però le precipitazioni saranno ancora, e quindi un intervallo per arrivare alle previsioni. La fabbrica continua a produrre sistemi perturbati, percorrono la stessa strada, c'è naturalmente, vedete, uno spazio tra un sistema perturbato e l'altro, e quelli sono gli intervalli che avremo in parte domani e in parte domenica. Quindi domani inizialmente
ancora qualche precipitazione sparsa, non forte, poi un miglioramento con una nuvolosità irregolare e poi domenica la vera pausa. Però ricomincia la pioggia, no? Domenica attenzione, perché poi col terreno intriso d'acqua abbiamo anche un forte contributo alla formazione di nebbia in pianura, che è un altro elemento disturbante. Però già da domenica sera nuovo peggioramento, arriva un altro sistema perturbato ben organizzato che apporterà quindi altre nuove piogge un po' su tutte le nostre zone, e questo sicuramente lunedì con una pioggia non abbondante, martedì ancora stessa situazione con piogge che aumentano nella quantità e nell'estensione, mercoledì e in parte giovedì, quindi non è che ci aspetta un tempo molto bello, anche dice ma la pioggia certo sarà minore ma in quantità non irrilevabile, però dobbiamo pensare, io faccio una similitudine tra il terreno e una spugna, ecco, una spugna se è piena d'acqua non assorbe più, quindi anche 2 gocce non le assorbe e quindi si bagna per terra. Il terreno è lo stesso, ormai è talmente intriso d'acqua che anche una quantità relativa di millimetri riesce a fare qualche danno, non viene assorbito, e questo è un altro problema. Poi parleremo, adesso non ci dilunghiamo, su quell'elemento che è entrato nel vero senso a gamba tesa in campo, che è quello del vento, perché contro il vento, e lo diremo magari dopo per non annoiare magari il pubblico, col vento c'è poco da fare, perché a voglia parlare di vento poi, questo vento, cosa si può fare? Nulla, perché ripeto, non ci sono bacini di contenimento, qui ha distrutto boschi interi, boschi preziosi anche di legno pregiato, e quindi poi ci torneremo, e questo è l'elemento nuovo, l'uragano, ecco, non abbiamo paura di usare certi che poi, come è accaduto già in passato, ho dimenticato prima di chiedere a Bottaccini, era nell'elenco delle tante cose, ma li abbiamo strappati a impegni ben più importanti, che questa legna probabilmente sarà messa a disposizione della popolazione poi, perché è già accaduto in passato ed è talmente tanto. Raccoglierla non è facile, ci vorranno mesi, tra l'altro hanno detto. Allora, prima della pubblicità abbiamo altri ragionamenti, vediamo, ma Nicola, punto e Tony, vi chiedo al punto 13, vediamo il servizio sull'altopiano, questo dalla nostra redazione di Bassano del Grappa, vediamo. Asiago e altopiano tutto in ginocchio in questi giorni di maltempo che ha sconvolto il territorio. I boschi di Mario Rigoni Stern non ci sono più, 300.000 alberi abbattuti dalla furia del vento in pochissime ore. Resta il dramma delle distese d'alberi rasi al suolo, un patrimonio inestimabile perso, tanto che è in programma un'importante riunione per parlare della gravissima situazione boschiva sull'altopiano dei 7 comuni. Ci troveremo martedì mattina alle ore 9 in Unione Montana, insieme con l'assessore regionale, insieme con i servizi forestali regionali, e da lì partiremo con il piano di emergenza e su come applicare e mettere in atto una strategia che possa provare a risolvere quanto prima questa problematica. Sappiamo che sarà un po' lunga, parliamo anche di qualche anno, ma vorremmo fin da subito capire, stabilire le regole del gioco, la strategia che possa arrivare a risolvere e salvare il salvabile entro almeno 1 anno o 2. Dato positivo, prosegue Munari, è quello legato al ripristino quasi totale delle linee elettriche che avevano gettato Asiago e Company nel buio più completo per giorni, con conseguenze ben immaginabili a cominciare dalle attività economiche. Ad oggi possiamo dire che il futuro è positivo, siamo oltre l'85% di copertura totale dell'energia elettrica e quindi delle relative utenze allacciate, e quindi guardiamo avanti con positività. Fra oggi e domani spero e penso che tutto si possa chiudere a quasi al 100%. Voglio mandare un grande saluto e un grande abbraccio a 2 zone dell'Italia, quelle colpite dal dissesto idrogeologico e dalle alluvioni di queste ore. Vi sono vicino, ieri ho sentito Federico D'Inca per Belluno e gli ho detto che presto andrò lì, adesso non voglio andare a intralciare le operazioni, però ci andremo con la Protezione Civile Nazionale che già è al lavoro, faremo tutte le stime dei danni ed è chiaro che
Veneto, Liguria, ma anche tante parti del centro Italia, quelle del sud Italia già colpite che ho visitato sabato scorso come la Sicilia, se chiederanno e stanno chiedendo lo stato d'emergenza, dovranno avere lo stato d'emergenza. Facciamo la stima dei danni e devono riavere indietro il maltolto, quello che gli è stato tolto in questo momento da calamità naturali, è vero, ma anche da anni di incuria e di mancanza di investimenti. Allora, così il vice premier Luigi Di Maio oggi in una diretta Facebook, questo è molto importante, e poco fa Luca Zaia ci ha detto di aver sentito al telefono privatamente, non era quindi una conference call, diciamo tutti insieme i governatori, ma Zaia ha sentito da solo il premier Conte che ha ribadito la vicinanza alla nostra regione, l'intenzione di fare tutto quanto sia in suo possesso comunque per aiutare il Veneto. Vi ricordo ancora una volta l'IBAN per aiutare appunto le popolazioni colpite. Stiamo cercando di collegarci ancora con l'onorevole D'Incà, perché oggi appunto ha effettuato in questi giorni una ricognizione incontrando tutti i sindaci. Eccolo qua, il Veneto in ginocchio, conto corrente testato Regione del Veneto, IBAN IT 75C 02008 02017 000 10 5 44 2360. La causale deve essere Veneto in ginocchio per maltempo, ottobre-novembre 2018. Ci hanno detto che da quando abbiamo iniziato a diffondere, insomma, quindi qualcuno ha già mandato qualche soldino. Questo è importante perché oggi pomeriggio di fatto per primi abbiamo dato in diretta questa notizia della nascita del conto corrente ed è fondamentale. Domani mattina a partire dalle 10:30, se non prima, continueremo a seguire con la nostra lunga diretta anche il vertice, come vi dicevamo, a Belluno. Generale, le previsioni, quello è il tempo adesso si può reale. creare, vediamo il tempo in tempo reale. In questo 5 minuti fa vedete che non è che c'è una situazione di stabilità, da noi una nuvolosità irregolare, ma vedete anche sui rilievi verso nord ci sono piogge abbastanza diffuse, anche verso ovest a Verona sta piovendo e poi addirittura a est a Monfalcone, quindi a Trieste. Quindi è una situazione veramente ancora di tempo perturbato. Certo, poi come dicevamo prima ci sono degli intervalli e fortunatamente nelle prossime ore insomma avremo un intervallo che però non durerà molto e comunque non sarà di tempo splendido, di una nuvolosità irregolare, forse con la nebbia le prime ore della mattina, e quindi è una situazione che continua. Dicevamo che abbiamo avuto in questa situazione di estrema gravità un altro elemento che è entrata, il vento è forte, con il vento non è che si possa far molto, perché mentre per la pioggia non sanno se domani voleranno gli elicotteri, no? Ma quello sì, anche per le nubi basse, per la nebbia, quindi è sempre abbastanza delicato volare in elicottero, insomma, tra i rilievi, quindi sulle montagne. Il problema ripeto del vento, il vento c'è poco da fare, il vento con quella forza che al di là delle cifre che sono state dette, dei valori di forza di vento, è stato un vento talmente impetuoso che ha veramente distrutto boschi interi. Vorrei ricordare, sentivo interessante anche boschi di una certa preziosità, nella Siaghese, boschi in cui c'erano appunto degli alberi con i quali facevano i Stradivari, i violini, quindi di un certo valore anche, quindi che hanno anche una storicità importante, quindi ha distrutto tutto. È veramente una cosa che poi i boschi non è che ricrescano così velocemente, quindi ha creato veramente uno stato. C'è da dire, ecco, che per la prima volta c'è stata veramente una messa in campo preventiva, e questo è importante per limitare per quel che si può i danni, di una forza appunto di protezione civile, di forze armate, questo grazie alla Regione, veramente attiva, veramente operativa, quindi ha dato esempio veramente di come si dovrebbe lavorare. Anche nell'informazione, permettetemi di dire, noi siamo tutti attenti a vedere, insomma, dopo 4 giorni, ricordava qualcuno, i telegiornali, l'informazione nazionale comincia a parlare, ieri in giornata, ma oggi soprattutto cominciano a rendersi conto in che situazione vivono alcune popolazioni qua delle
delle nostre montagne, ma anche in pianura, ma soprattutto le montagne sono zone ancora isolate e mi permette di dire c'è anche un po' della poesia a significare proprio le genti di montagna. Una signora di mezza età intervistata da voi diceva l'acqua non è potabile, non era potabile, l'energia elettrica mancava e la strada erano quasi interrotte, c'era quasi in isolamento, dice però c'è il buio, ma ci si parla di più, l'unica cosa positiva, diceva questa signora, ci si parla di più, andava a vedere veramente, perché questa è poesia, perché vedere in questa tragedia il fatto che col buio si parlava di più, e andare a prendere quel importante, quel fatto positivo in una situazione di tragedia. Persone, nelle decine, centinaia di interviste che avete visto, tutti si sono detti pronti, cioè non si sono nessuno, io non ho visto un'intervista di persone che si sono piante addosso, non c'è il tempo di piangere, pronte, sì, è distrutto tutto, ma noi ce la facciamo, noi ripartiremo, e questo è il modo veramente straordinario di affrontare una tragedia come questa. Allora, vediamo Nicola, sì, come suggerisci tu, vediamo anche la situazione dei sindaci in basso nella scaletta, i sindaci che propongono ovviamente la liberalizzazione della 27 in questo momento in cui la Marca è divisa in due, l'appello che hanno lanciato ai nostri microfoni. Domani gran parte dei sindaci della Marca saranno a Ponte della Priula in corrispondenza della viabilità alternativa che è andata lesionata, per significare la necessità assoluta che in tempi brevissimi tale viabilità venga ripristinata, perché è fondamentale per collegare la destra e sinistra Piave. Tanti primi cittadini trevigiani che hanno confermato che domani saranno presenti a Susegana per chiedere che si faccia presto a riaprire il Ponte Bailey. La Marca da lunedì sera continua ad essere divisa in due. Ci sono intere famiglie e attività in grande sofferenza, dice il sindaco Scarpa, anche lontano da Ponte della Priula. Non è una manifestazione, una conferenza contro nessuno, assolutamente, sgombriamo subito il campo, ma è una conferenza, un incontro per l'unione della destra e della sinistra Piave. Alcuni sindaci poi avanzeranno un'ulteriore richiesta. Quella di chiedere il tratto gratuito dell'autostrada da Treviso a Conegliano, come è stato fatto anche in provincia di Rovigo tempo fa. Questo perché abbiamo visto che da Spresiano soprattutto il traffico si focalizza su via Sparta Colantini, arriva all'incrocio di Salettuol e lì si forma un imbuto incredibile. Se in questi giorni, complice il ponte del 1° novembre, la situazione dal punto di vista viabilità è stata tutto sommato tranquilla, da lunedì le scuole riapriranno e si teme che possano ripetersi le code e i disagi di inizio settimana. Così il vertice di domani sarà anche l'occasione per ogni singolo comune di avanzare richieste che riguardano il proprio territorio. Che a Lovadina venisse intercettato il traffico da Spresiano e fosse dirottato verso le piscine di Mosole per poi sbucare nella Postioma e quindi nella circonvallazione esterna di Maserada. E poi la Presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO, Marcella Morandini, oggi così. A fronte di una devastazione del patrimonio naturale, la speranza che viene fuori con grande forza è quella del patrimonio culturale delle comunità delle Dolomiti, che hanno saputo affrontare in maniera eccezionale questa emergenza e che sapranno, come sempre hanno fatto nella loro storia, rimborcarsi ancora una volta le maniche e ricominciare. La protezione civile ha svolto un ruolo fondamentale nel salvare tantissime vite, ha dimostrato di riuscire a lavorare in maniera impeccabile nella protezione della popolazione, senza tralasciare il grandissimo e fondamentale contributo di tantissimi volontari, coi piedi nel fango, col badile in mano, a ripristinare un minimo di normalità. Certo che qui ci troviamo di fronte a degli episodi di una veemenza, di una forza mai vista prima nella storia recente, e non si può ignorare chiaramente che questi siano i segnali dei cambiamenti climatici in atto, che non si possono nascondere. Quello che invece noi possiamo fare, che in parte stiamo già facendo,
e cercare di attuare insieme specialmente strategie di adattamento, che vuol dire costruire in maniera diversa, pianificare. Non possiamo far finta che tutto sia come prima. È così, ed è certo, è verissimo. Vediamo se c'è una lezione ovviamente che possiamo trarre da quanto accaduto, anche se quello che doveva essere previsto è stato previsto, e soprattutto non si pensava a un vento che, come diceva Gianni Iannicelli, è imbattibile in questo caso, ed è stato devastante, impressionante. Ora, se piove quindi nelle prossime ore? No, pioverà, prossime ore pioverà molto poco, ma da lunedì e forse martedì più o meno, poi sono previsioni naturalmente, però verosimilmente nella prossima ondata in 4 giorni potranno cadere 80-100 mm di pioggia, che non sono pochi, perché è bene ricordare, anche il governatore lo ricorda spesso, perché in modo che gli spettatori, i cittadini si rendano conto, 80-100 mm di pioggia vogliono dire 80-100 litri di acqua, di pioggia, per ogni metro quadro di suolo. Naturalmente il suolo non è tutto libero, in buona parte anche cementificato, quindi quei 100 mm della parte dove si è costruito, dove ci sono strade, dove va poi a portarsi, a defluire in altre zone, si assomma, e quindi ecco che si creano degli allagamenti. Ecco. Quindi da non sottovalutare per un terreno così intriso d'acqua questi millimetri che cadranno nei primi giorni della prossima settimana. Poi ecco, dopo giovedì, la notizia buona, almeno per quello che sono le carte attualmente, da venerdì dovremmo avere un netto miglioramento e dovrebbe cambiare la situazione, ma cambia perché ecco, la forte depressione a nord-ovest delle isole inglesi dovrebbe attenuarsi, dovrebbe colmarsi, dovrebbe aumentare la pressione e quindi non generare più sistemi perturbati. Quindi un miglioramento oltre la seconda metà della prossima settimana, sì, un miglioramento più, aspettare. E quindi con temperature ancora più alte della media. 9.800 sono ancora le utenze scollegate, soprattutto nella zona del Bellunese. Sapete, avete sentito da Bottacinco, ma a Roccapietro manchi l'acquedotto. Saluto e ringrazio il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gian Pietro Ghedina, buonasera. Buonasera a lei, buonasera ai suoi teleascoltatori. Che in questi giorni ci ha aiutato nell'aggiornamento, nella cronaca, nel racconto, nella ricerca delle notizie, nella verifica delle stesse. Senta sindaco, com'è la situazione lì? Passata la paura? Sì, è passata la paura, è rientrata l'emergenza, diciamo che la situazione si è normalizzata. Diciamo che l'ultimo atto oggi pomeriggio ho revocato l'ordinanza di sgombero che avevo fatto sabato, e quindi diciamo che la situazione è tranquilla. Quindi quelle 40 persone sono tornate nelle proprie abitazioni? Sì, sono rientrate, adesso si fa un po' la conta dei danni, ma diciamo che la situazione è tranquilla, diciamo che siamo stati tutto sommato fortunati avendo organizzato, diciamo, la macchina, diciamo, di lavorazione, in particolar modo sulla esultazione, un rischio di esultazione del Bigontina è stata molto efficiente, quindi grazie agli uomini e ai mezzi, insomma, ce la siamo vista brutta, ma insomma sì. Abbiamo fatto veramente un miracolo. Senta, prima stima dei danni, quindi avete già qualche possibile previsione, cifra, oppure ancora presto? Ma diciamo che danni ce ne sono stati pochi, relativamente pochi. Ovviamente è stato un grosso costo che in questo momento sta sopportando il Comune, ma che insomma sarà, ritengo che poi la Regione Veneto, comunque il Genio Civile in quanto competente, dovrà in qualche modo rimborsarci. Credo, insomma, abbiamo una prima stima di 300-400 mila euro probabilmente per quanto riguarda l'attività di escavazione di camion e di lavorazione, perché sono stati fatti circa 1200-1300 camion di ghiaia e di sassi che sono stati portati via. Poi danni argini sicuramente da risistemare, ma insomma la prossima settimana faremo un vertice col Genio Civile, insomma si verificherà un po' il tutto, però insomma diciamo che siamo fortunati, l'illuminazione è rientrata al 100% e quindi insomma
In questo momento siamo tranquilli. Sindaco, vi mettete a disposizione per aiutare gli altri comuni della montagna nella nostra regione adesso per un supporto nei soccorsi? Cosa succede? Beh, diciamo che noi ovviamente siamo a disposizione, tra l'altro siamo anche organizzati perché comunque qui a Cortina abbiamo il soccorso alpino, abbiamo comunque una serie di uomini e corpi che possono sicuramente e stanno già aiutando. Nello specifico, anche per quanto riguarda i comuni più vicini, che sono Colle e Santa Lucia, abbiamo dato dei rifornimenti nella giornata di ieri e nella giornata anche di domani per quanto riguarda i viveri, un po' di benzina, gasolio, insomma stiamo cercando di metterci comunque anche noi a disposizione dei comuni vicini. Bene, Sindaco, grazie, buon lavoro, quindi una stima diciamo tra i 300 e i 400 mila euro come danni, sono quel che abbiamo capito. Grazie Sindaco, buon lavoro. Era Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d'Ampezzo, avete sentito, insomma, è sensibilmente calato anche il numero delle utenze staccate, anche se comunque 9.600 sono molte in questo momento. Ti chiedo Nicola, Tony Esposito, va bene, andiamo allora a vedere lo stop all'allarme per quanto riguarda il Padovano, soprattutto queste sono ancora immagini delle scorse ore. Vediamo il servizio oggi della redazione di Padova. Stop allarme, vediamo. Tony, fammi sapere se lo trovi, se no ti propongo un'alternativa. Alcuni COC di alcuni comuni sono ancora aperti, ma perché in queste 2 giornate ancora di maltempo i comuni hanno preferito monitorare per un eccesso di zero forse la situazione dei loro comuni, ma l'emergenza è assolutamente terminata. L'emergenza maltempo in provincia di Padova può dirsi terminata, ciò non significa che venga abbassata la guardia. Brenta, Muson dei Sassi e Bacchiglione rimangono sotto osservazione, ma lo scenario appare ormai in netto miglioramento, tanto che l'attenzione si è spostata altrove. Non tutto il Veneto infatti ha avuto la stessa fortuna di Padova. Abbiamo attualmente noi 37 volontari di circa 7 distretti più il personale della provincia, i volontari della provincia che sono partiti per il Bellunese, dove invece lì le zone, ci sono 4 comuni del Bellunese che sono particolarmente colpiti da questa nuova ondata di maltempo. A Brenta e Bacchiglione sono mancati alcuni metri per arrivare all'esondazione. La piana dell'Adige è transitata senza particolari patemi d'animo, ma la preoccupazione è stata molto forte, così come la mobilitazione messa in campo per fronteggiare eventuali emergenze. La provincia ha un corpo di volontari di circa 3.500 volontari, in questa emergenza non sono stati impiegati più di 100 effettivamente attivi ed operativi. La nostra sala operativa ha funzionato con il volontariato e con i dipendenti della provincia per 3 giorni, 24 ore al giorno. Noi comunque speriamo che non debbano esserci di queste situazioni per dover testare e provare il nostro volontariato. Torniamo a Sandora di Piave. Prima vi abbiamo mostrato gli effetti degli allagamenti dovuti all'esondazione, ma nell'area golenale del Piave, quindi il fango per esempio in via Tiro a Segno, come ci raccontava Ilaria Marchiori nel suo servizio. Sentiamo la risposta del sindaco Cereser. L'ultimo in scala, Tony. Beh, noi dobbiamo ripristinare per quanto riguarda alcune aree pubbliche la funzionalità, sto pensando ai parcheggi che sono stati sommersi dalla piena, e poi continuare a dare assistenza ai privati, circa una ventina, che hanno dovuto abbandonare le proprie case, quindi una valutazione dell'entità dei danni per arrivare a ripristinare la vivibilità dove è possibile degli spazi. Via Tiro a Segno è quella dove c'è il maggior numero di famiglie, poi anche via Lungo Piave Superiore e una poi realtà isolata nella frazione di Passarella. In realtà ancora domenica pomeriggio il personale del comune, polizia municipale, aveva informato tutti gli abitanti di abitazioni che sono all'interno degli argini
che si stava verificando un evento anomalo. È chiaro che in quel momento tu non puoi dire quale sarà l'entità, però secondo me uno dovrebbe prepararsi al peggio. È vero che era da diversi anni che non si vedeva quello a cui abbiamo assistito in questi giorni, però non si può neanche escludere. Quindi nessuno in questo contesto può dare rassicurazioni e dire stai tranquillo che non arriverà a lambire la tua casa, ma ripeto, anche se questi eventi accadono magari non frequentemente, però non si può già dire o promettere che non ci saranno le conseguenze che poi si sono verificate. Via Tiro a Segno non è l'unica zona su cui si deve intervenire. Anche il parcheggio alle mie spalle è completamente infangato e finché continua a piovere, certo, la situazione non si può risolvere facilmente. Il parcheggio del comune che si trova sotto il ponte della Vittoria, che è coperto da fango, la strada che era stata chiusa è stata riaperta e pulita, quindi per quanto riguarda la viabilità ordinaria noi non abbiamo più nessun problema. Ecco, quanti uomini all'opera in questi giorni di allarme? Tutto il personale del nostro comando è rimasto in servizio e all'opera per tutti i giorni della crisi, parliamo di 23-25 persone. E poi c'erano tutti gli operatori della protezione civile del comune, Nadi Piave. Qui da noi avevamo, il COM era stato trasferito qui da noi, quindi avevamo la presenza poi del funzionario della prefettura e delle altre forze di polizia. Allora, così da San Nadi Piave, saluto e ringrazio l'onorevole Federico D'Inca, Movimento 5 Stelle, ancora in collegamento con noi. D'Inca, noi abbiamo proseguito la nostra cronaca tutto il pomeriggio e la sera ricominceremo domani mattina alle 10:30. So che lei oggi ha girato, in questi giorni, insomma, ha incontrato i sindaci. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, ho incontrato i sindaci a partire da mercoledì, dove credo che sono stato tra i primi ad arrivare in automobile fino ad Arapa, incontrando il sindaco Grones di Ribinallongo, il sindaco di Alleghe, il sindaco di Centennighe, e vedo che di persona la distruzione di questi bellissimi luoghi, con i danni ricevuti sia dal punto di vista idrogeologico che ambientale. È chiaro che per noi è stato colpito pesantemente. Io oggi tra l'altro ho girato anche come medico, ho girato Auronzo di Cadore, Danta, Santo Stefano di Cadore, ho visto le problematiche anche in quelle zone. Dobbiamo essere vicini al Bellunese, c'è poco da fare. I problemi idrogeologici ci sono tutti, abbiamo avuto 700 ml di acqua in certi punti, quindi 70 cm di acqua, abbiamo avuto in certe zone fino a 200 km all'ora di venti, cose mai viste, sotto la Marmolada arrivare ad avere 200 km all'ora sono venti impossibili e mai visti, un scirocco di questo tipo in questa stagione dove già iniziano le nevicate, invece abbiamo avuto un vento terrificante. Adesso si contano i danni, si contano anche i morti sfortunatamente, e i danni che sono ad oltre 1000 case, che sono alle statali, c'è una cosa del MIS che ha la sua strada ormai interrotta, strade comunali interrotte, secondarie, gravissimi danni a RTP 203, chiaramente siamo messi in gravissime condizioni. Io ringrazio tutte le persone che hanno lavorato in questi giorni. Io li ho visti al centro di coordinamento soccorsi di Belluno tra sabato, domenica, lunedì, martedì, quindi sul territorio, li ho visti in mezzo alla melma, ho visto le colonne mobili della protezione civile della Lombardia, dell'Emilia Romagna, delle Marche, all'Opera, ho visto tutti i volontari del Veneto lavorare giorno e notte come una squadra unita, sacrificandosi e mettendosi in repentaglio anche la vita per salvare le altre vite e dare il meno sacrificio possibile e dall'idea del dolore. A queste persone va veramente detto grazie. Senta onorevole, ovviamente ci uniamo anche noi in questo abbraccio ai quanti stanno lavorando sempre H24 in queste ore. Domani ci sarà questo vertice con Borrelli che arriverà appunto a Belluno e domani mattina a partire dalle 10:30 lo seguiremo in diretta. Ci sarà anche lei, così poi potremo dialogare, ma soprattutto ricordare come serva la vicinanza del governo in questo momento, onorevole. Insomma, stasera poi il Premier Conte e Luca Zaia si sono sentiti al telefono, questo è un dato anche molto importante, e il governo continua a dimostrare vicinanza. Cosa ci dice su questo?
ma che io in questi giorni sono sempre in contatto con 4 sottosegretari, Vito Crimi, Presidente del Consiglio, con Luigi Gaetti e Carlo Sicilia al Ministero degli Interni, con Davide Crippa al Mise, quindi insomma il collegamento è stato costante e il mio aggiornamento fatto in ogni momento sia con Luigi Di Maio sia con Roberto Ticco, Presidente della Camera. Per cui credo che in questo momento la conoscenza a Roma delle problematiche del territorio da Veneto sia tutta, adesso occorre cercare le risorse da mettere già nella prossima legge di bilancio in modo tale da poter gestire al meglio l'emergenza, ma soprattutto anche rispondere alle esigenze delle tante persone che hanno visto volare via della casa, o i tanti comuni che hanno perso le strade. Ricordo tutti quanti insomma, che nella Gordino lungo la 203 vi è una percorrenza importante di automobili legata alla presenza di una delle più belle e più grandi aziende del nostro paese che si chiama Lussottica. Quindi dobbiamo riuscire a mettere insieme in salvo tutta la parte industriale della Gordino, e sono convinto anche, come ho detto anche oggi, che in breve tempo riusciremo a far fronte a questa gravissima emergenza e rimettere in pista anche le piste, è un gioco di parole ma c'è tutto, per poter fare un'ottima stagione invernale, facendo vedere a tutti come il Veneto e Bellunese, con l'aiuto dei veneti e degli italiani, sa rimettersi in piedi in brevissimo tempo e sa ridare di nuovo splendore a queste Dolomiti, che sono montagne bellissime e che hanno avuto uno spregio che, se voi non vedete sotto il profilo ambientale della caduta degli alberi, non ci credete. Sono cadute, io credo, decine di migliaia di alberi. Sì. Sembra che un gigante con la mano abbia passato come sul filo dell'erba alberi interi, versanti di montagne intere. Se voi andate in Val di Sdente troverete delle immagini che non rendono neanche l'idea. Infatti stiamo vedendo anche in questo momento, abbiamo usato anche una figura retorica simile. Senta onorevole, nel salutarla e ringraziarla, ci vediamo domani appunto se lei è anche in zona e noi saremo in collegamento da Belluno e da altre aree. Ma la domanda è normale, insomma, è un uomo di montagna quindi sa come muoversi, ma ha un'auto cingolata per essere arrivato da Rabba immediatamente a Livinallongo, che erano zone proibitive, definiamole così, scherzo ovviamente. No, ho avuto la fortuna di avere con me insomma autostrade di tutto, c'era con me un'automobile che può seguire per poter vedere le condizioni, io mi sono aggregato a questa automobile, e bravissimi tutti gli operatori di autostrade, tra l'altro una di quelle persone che ho incontrato lungo la strada, tra l'altro nel pomeriggio della sua giornata ha avuto un incidente, è stato ricoverato con urgenza a Treviso. Io mi auguro che oggi sia fuori pericolo e che possa rientrare nella sua famiglia, per cui era anche un lavoro molto molto pericoloso. Hanno riaperto la strada, ma c'è una quantità di alberi caduti in mezzo alla strada che non vedo neanche disegnato. Cioè io devo dire che ci sarà lavoro per anni interi per poter sistemare i versanti delle montagne da questa caduta degli alberi. E c'è una riflessione da fare, possiamo dire quello che vogliamo, ma siamo inermi davanti alla natura. Quei venti quella sera, io non ho mai visto venti così forti, anche casa mia ha fatto del danno, mi ha portato via i copi della casa, mi ha tolto dei teli che avevo, eccetera, ma è volato di tutto. Cioè voi non avete idea cosa vuol dire un tetto scoperchiato di una casa che non avete mai visto che poteva volare via. E mai abbiamo visto venti così forti, e se non ci abituiamo a poter essere insomma alle prese con condizioni meteorologiche di questo livello, sbagliamo completamente. Il futuro sarà molto probabilmente con eventi climatici difficili e dobbiamo essere pronti per non pagarne i danni poi tutti quanti insieme, pagare i danni di cose ma soprattutto di vite umane. Grazie onorevole Federico D'Inca. Grazie mille, buonasera. A voi, buonasera. Buonasera. Vi faccio sentire questo audio che registrato, ce lo segnalano dal sindaco di Livinallongo, quelle immagini che vedevamo ora. Purtroppo non abbiamo il tempo di montare e passare anche perché siamo in chiusura e questo speciale ci rivediamo domani mattina alle 10:30. Questo, come quello di Roccapietore, è il sindaco di Livinallongo. Sentiamo cosa dice. Di simile a Livinallongo. La notte scorsa è stato un finimondo che ha scoperchiato abitazioni, fienili, raso al suolo intere foreste, portato via strade, argini e ponti, volava di tutto, c'era da aver paura anche a stare in cantina. All'alba Dima
martedì uno scenario apocalittico, tutte le strade principali e comunali coperte da alberi, massi, fango, cavi elettrici, lamiere, pareti lignee, abitazioni senza tetto e fabbricati rurali rasi al suolo. Grazie a Dio però nessuno è stato ferito in quel finimondo. Contestualmente si è messo in moto un fantastico esercito formato da volontari del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, delle ambulanze, operai comunali di Veneto Strade, i carabinieri di Arabba e soprattutto da tantissimi cittadini che muniti di motoseghe, badili e quant'altro hanno aperto in meno di 12 ore la viabilità principale e quasi tutti i 60 km di quella comunale. Oltre 200 volontari fodomi che si sono rimboccati le maniche e che hanno lavorato senza sosta sotto la pioggia per consentire di raggiungere le frazioni, i paesi e le abitazioni. Una solidarietà indescrivibile, non ci sono parole per ringraziarli. Ieri abbiamo concentrato tutte le forze disponibili, artigiani e falegnami, tecnici del soccorso alpino, vigili del fuoco volontari, operai e mezzi comunali e tanti cittadini per ripristinare provvisoriamente la funzionalità dei tetti di 11 edifici abitati da 35 persone e per aprire un varco per Larzonei e Davedino. Alle 8 di oggi abbiamo raggiunto Larzonei, sono arrivati a supporto 20 tecnici del soccorso alpino che sono impegnati a ricostruire un tetto di un'abitazione a Larzonei e in varie località del comune. Sono arrivate pure diverse squadre dei servizi forestali regionali che stanno aprendo un varco canabile per raggiungere Davedino e per allargare e mettere in sicurezza, assieme ai vigili del fuoco volontari, agli operai comunali e a tanti cittadini, le varie arterie viabili e comunali. Non siamo riusciti per i gravissimi danni a coprire un'abitazione a Costa di Andraz. La donna che la abitava sta bene ed è ospitata presso la casa di riposo Villa San Giuseppe. Provvederemo a proteggerla dalle intemperie appena possibile, ma servirà molto materiale. Non si registrano disfunzioni o danni importanti all'acquedotti eccetto per quello di Contrin. Ora la prima emergenza è il ripristino della corrente elettrica, assente da lunedì sera. Sono però in arrivo, me lo hanno appena comunicato da Belluno con l'elicottero dell'esercito, 4 generatori per Livinallongo e Rocca Pietore. Allora, così abbiamo raccontato e fatto sentire questo lungo commento della situazione di il sindaco Ugo Raz di Livinallongo, che ha citato anche la vicina Rocca Pietro e soprattutto il fatto che stiano arrivando i generatori. Abbiamo detto e commentato stasera insieme al Presidente della provincia Padrin come 171 siano già stati posizionati, altri 28 in arrivo come confermato dal governatore Luca Zaia. Prima di rimandarvi a domani mattina alle 10:30 chiudiamo generale con un commento, diciamo, una speranza, esatto. Una vicinanza affettuosa intanto alle popolazioni colpite da questa straordinaria ondata di maltempo, a tutti i soccorritori che sono sul campo, sulla strada per ripristinare condizioni di vivibilità. Particolare veramente solidarietà, perché una cosa poi è lavorare quando, come dire, la situazione ritorna con il sole, però abbiamo visto che piove già, continuerà a piovere, quindi lavorare in queste condizioni è veramente molto ma molto più faticoso, quindi una vicinanza, un abbraccio veramente affettuoso e speriamo, resistiamo ancora qualche giorno e poi, anche se, ripeto, il peggio è passato, però voglio dire, le condizioni sono ancora abbastanza critiche. E poi sul fronte degli aggiornamenti ringrazio Daniele che mi dà un aggiornamento. Sorrenti al pomeriggio di oggi la linea Treviso-Portogruaro ha riattivato il traffico ferroviario
tra Oderzo e San Biagio. Anche questo è un lento ritorno alla normalità, almeno in pianura, come sapete, anche se la Marca è ancora divisa in due, come abbiamo raccontato anche nei nostri servizi. Grazie al generale Giancarlo Iannicelli. Grazie a voi. Ci vediamo domani mattina a partire dalle 10:30 per seguire in diretta la conferenza stampa dal Comitato del Coordinamento dei Soccorsi di Belluno con il governatore Luca Zaia, il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, e avremo sul campo due diverse troupe per cercare di coprire durante il giorno con la luce l'avanzamento dei lavori per il lento ritorno alla normalità, soprattutto dal bellunese. Grazie e buonanotte da Antena 3.